Si conclude oggi il convegno, con questo convegno, il progetto di ricerca realizzato in collaborazione tra il Coordinamento Regionale Donne dell'ANPI e l'Associazione Se non ora quando di Udine. Progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, patrocinato da questa Università degli Studi e presentato in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno con la mostra Che genere di voto a Palazzo Antonini. Proseguito il 17 settembre con l'inaugurazione della doppia esposizione che vede affiancati due progetti di ricerca paralleli. Il nostro, che si sviluppa a livello locale, e quello della Fondazione dell'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, che con la mostra Eletti ed elette, rappresentanze e rappresentazioni di genere nell'Italia repubblicana tratta temi nazionali. Rivolgo a nome di tutto il nostro gruppo di lavoro un saluto ai rappresentanti dell'Università di Udine, che ringrazio per il patrocinio e la collaborazione, al professor Andrea Zannini del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e alla professoressa Valeria Filippi, presidente del Comitato Unico di Garanzia e delegata dal Rettore per le Pari Opportunità, che invito ora a un cenno di saluto. Grazie Antonella. Grazie a tutti per la partecipazione e il mio contributo a questo convegno è largamente sopravvalutato, nel senso che mi sono limitato a scambiare qualche idea con Antonella e con Roberta in fase di programmazione e mai avremmo pensato che il convegno sarebbe celebrato 48 ore prima delle elezioni e elezioni nelle quali si sente dire, insomma, penso di non rivelare nulla, che potrebbero dare il risultato di un possibile incarico come primo ministro o prima ministra a una donna. Quindi cadiamo esattamente nel tema di queste due mostre, cioè e del convegno, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo. Credo che il programma sia molto interessante, che spazi in una dimensione storica. Naturalmente non abbiamo potuto coprire tutti i passaggi dell'evoluzione del voto delle donne e alle donne in questi 75 anni, che rimane però un percorso ancora largamente da studiare. Più ci trovavamo a chiacchierare, più ci rendevamo conto che c'erano cose da dire, le elezioni regionali per esempio, il grande lavoro che è stato fatto sulle elezioni comunali per la mostra è solo un minimo lavoro iniziale ma importantissimo che si può fare, c'è molto da lavorare, naturalmente l'auspicio è che questo possa servire di stimolo a molte più ragazze, a molte più donne a interessarsi di politica. Nelle mie lezioni, dove le donne sono in maggioranza, normalmente quando faccio delle domande di storia, di letteratura, di geografia, le ragazze rispondono per prime. Quando passo all'attualità o alla politica, rispondono i 3-4 ragazzi che magari dopo i cui risultati universitari sono scarsissimi. Questa cosa mi fa arrabbiare in una maniera somma. C'è ancora, secondo me, introiettato qualcosa, non in tutte, che alcuni elementi pubblici siano, come si può dire, uno spazio in qualche modo nel quale l'uomo ragazza è privilegiato. Questa è una cosa che mi fa assolutamente arrabbiare, ecco, perché le capacità invece delle mie studentesse, come sappiamo bene noi che lavoriamo all'università, sono, ecco, non dico non voglio fare nessun tipo di captazio o benevolenze, però sono prevalenti, ecco. E quindi fa molto piacere vedere questa sala con molte persone, vedere anche ragazze giovani. Io mi scuso, però alle 5 una tavola rotonda internazionale a Trieste sulla prima guerra mondiale. Le due cose non credo che siano del tutto separate, perché una delle grandi aperture al voto delle donne, voi sapete, fu la prima guerra mondiale, il coinvolgimento nel lavoro delle donne nelle fabbriche
o sarò io che voglio tenere tutto assieme interessandomi di cose così diverse. Auguro un buon lavoro, grazie all'Archivio di Santo Stefano che è sempre vicino a questo tipo di iniziative, molto attento, che ci ha dato che ha dato all'AMPI provinciale, giusto, che organizza questa serie di appuntamenti, una mostra che avete visto qui fuori molto interessante. Buon lavoro a tutti. Anche il mio benvenuto e benvenute a tutti e a tutte, è un piacere essere qui. Io ho avuto anche il piacere di inaugurare la scorsa settimana queste due bellissime mostre che trovate esposte e mi auguro che le abbiate viste. Complimenti alle organizzatrici, agli organizzatori, alle associazioni che hanno voluto questo evento. Ovviamente l'Università di Udine è molto lieta di ospitare questo tipo di iniziative culturali, formative, molto forti. Si spera sempre in un coinvolgimento maggiore dei giovani. Ovviamente devo anche dire sono reiniziate le lezioni, per cui c'è anche l'impegno delle lezioni, quindi molti studenti e studentesse sono in giro per l'università impegnati. Però io ho fatto anche una certa pubblicità alle mostre, quindi anche soltanto passando per questi locali credo che molti studenti e molte studentesse hanno avuto e avranno occasione di vedere la mostra. Io porto i saluti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il benessere lavorativo e contro le discriminazioni e porto i saluti del Magnifico Rettore. Come CUG devo dire che noi cerchiamo di portare avanti tutta una serie di iniziative che sono rivolte proprio a sensibilizzare tutti e tutte, ma in particolare le giovani generazioni, verso una prospettiva più attenta al genere. E proprio riagganciandomi a quanto detto dal professor Zannini, voglio evidenziare questo. Certamente adesso abbiamo delle prospettive nuove, insomma, in questa campagna elettorale. Per la prima volta, tra l'altro, c'è stata una forte candidatura femminile, quindi a prescindere dalle valutazioni poi politiche che sono soggettive. E devo dire che tutto sommato, per come l'ho vissuta io, non ho trovato uno scadimento eccessivo nella ridicolizzazione del soggetto femminile, perché questo poteva essere un rischio, come dire, che purtroppo si è visto in molte situazioni. Questo lo dico perché abbiamo la percezione ancora in molte situazioni di come comunque una donna che occupa una posizione di un certo rilievo viene attaccata su fronti diversi rispetto agli attacchi normali che una persona in vista, una persona di potere ricopre. Dall'utilizzo del linguaggio di genere, penso a quanto è stata attaccata la Presidente della Camera, la Boldrini, proprio perché aveva iniziato un lavoro culturale di modifica del linguaggio e gli attacchi sono stati fortissimi. Ovviamente quindi il cammino è ancora molto lento. Noi vediamo, ascoltiamo giornali e telegiornali in cui nello stesso servizio, nello stesso articolo si passa dal maschile al femminile nell'arco dei secondi. Quindi prima è il sindaco, poi diventa la sindaca, poi torna il sindaco, poi c'è il nome femminile, quindi tutto è declinato al femminile, con una confusione linguistica che, come ci spiegano i nostri linguisti, è molto, diciamo, discutibile dal punto di vista grammaticale. Allora, perché faccio questo discorso sulla lingua? Perché le foto che avete visto fuori sui pannelli, che ridicolizzano, no? Ci sono le caricature che ridicolizzano la presenza femminile, oggi non si vedono più, però sulla lingua ancora si ironizza tanto. E quindi diciamo bisogna sempre stare attenti, perché anche questa nuova propensione ad utilizzare il linguaggio di genere è importante, dobbiamo mantenerla ferma, proprio perché il rischio è quello di banalizzare delle battaglie che sono delle battaglie culturali forti, no? Quando mi si dice vabbè, ma che importanza ha se la presidente o il presidente? No, è un'importanza sostanziale, perché la forma è sostanza. Io sono una giurista, la forma è sostanza. Quindi il riconoscimento anche linguistico del ruolo è fondamentale, non è una banalità.
non è una delle tante cose che insomma si potrà anche fare in futuro, no, si deve fare subito. Quindi l'attenzione al linguaggio è una delle componenti. Una cosa che mi ha colpito molto negativamente è vedere da alcune immagini che mi sono state mandate da candidati e candidate che sulla scheda, io adesso me ne renderò conto domenica, ma per le foto che ho ricevuto sulla scheda è scritto candidato e non è scritto candidato barra candidata. Quindi per le immagini che mi sono state mandate di pubblicità elettorale. Ma questo è un errore incredibile. Perché non hanno scritto candidato barra candidata? Ecco, quindi direi che abbiamo ancora molta strada da fare. Ci saranno moltissimi interventi interessanti con tagli molto diversi. Ci sarà anche l'intervento del collega del mio dipartimento, il professor Dimitri Girotto, che ascolterò molto volentieri, perché la proiezione anche giuridica è molto importante, visto che la Costituzione adesso ha inserito la parola pari opportunità anche per quello che riguarda la candidabilità, per dare la possibilità di alcuni meccanismi elettorali che incentivano la partecipazione, e lo stiamo vedendo. Quindi grazie ancora a chi è intervenuto, grazie in particolare a chi ha organizzato e buon lavoro a tutte e a tutti. Ci hanno fatto pervenire anche gli auguri e un saluto di buon lavoro, perché oggi non possono presenziare a questo convegno, sia il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin che l'assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolotti. Come ha già detto il professor Zanini, quando ci siamo messi a ragionare sulla mostra e sul convegno erano tempi non sospetti, non si parlava di elezioni, ma noi ritenevamo che fosse importante e urgente affrontare le tematiche storico, politiche e sociologiche che erano legate al superamento di stereotipi, resistenze culturali che purtroppo costituiscono ancora oggi un vero gap di genere. Le due mostre ci portano ad affrontare degli approfondimenti molto importanti. Difatti oggi parleremo delle leggi elettorali, delle possibili correzioni legislative, politiche e culturali per una più ampia partecipazione politica delle donne. Approfondiremo anche il delicato tema della rappresentanza di genere attraverso la comunicazione digitale. Ringrazio per la disponibilità e la partecipazione le relatrici e i relatori che vado a presentare indicandole secondo le sessioni di lavoro. Ringrazio Natalia Cangi, direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Roberta Corbellini, storica dell'Associazione Se non ora quando di Udine, Dimitri Girotto, docente di diritto costituzionale dell'Ateneo Udinese, Barbara Poggio, prorettrice dell'Università di Trento, Gabriele Giacomini, del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Giulia Blasi, scrittrice. Ringrazio le coordinatrici delle sessioni di lavoro di oggi, Roberta Nunin, docente di diritto del lavoro all'Università di Trieste, e Monica Emanuelli, direttrice dell'Istituto Friulano per la Storia di Movimento di Liberazione, che sono anche le componenti del comitato scientifico che ha validato la nostra ricerca. Prima di passare a parlare della mostra, prima di introdurre al convegno la prima sessione, vorrei esprimere la solidarietà di noi tutte alle donne iraniane che in questi giorni sono in prima fila nella protesta contro il regime di Teheran, protesta scatenata a seguito dell'uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia. La nostra vicinanza è anche alle donne che si trovano in tutti i territori di guerra e a quelle che vivono nei regimi illiberali. Tra 2 giorni andremo a votare e il voto è l'esercizio di un diritto conquistato con fatica e lotta. È un'assunzione di responsabilità che, come ho già detto la scorsa settimana, comporta l'onere di una scelta. Il voto è partecipazione e quindi adesso invito qui al tavolo la dottoressa Natalia Gangi e Roberta Corbellini per la discussione, per aprire la prima sessione. Ha fatto sì che questa mostra Elette ed Eletti potesse arrivare a Udine, una mostra che era stata esposta per la prima volta nel 2019 all'archivio della Presidenza della Repubblica. Per noi è veramente un grande onore avere questa mostra e quindi io sono a chiedere, perché siamo curiose
qual è stata la genesi della mostra e della ricerca della professoressa Patrizia Gabrielli, che ha coordinato tutto il vostro progetto. Sono particolarmente felice di ritornare qui in questo palazzo, dove qualche anno fa abbiamo presentato un numero della rivista Prima Persona che era dedicata alla Prima Guerra Mondiale, con Norma Zamparo che è qui, con il professor Zannini. Insomma, è un bel ritorno, mi ha fatto particolarmente piacere. E ringrazio molto voi per questa opportunità, per la mostra che circola. Diciamo anche che la mostra è parte di un progetto ampio di ricerca, è uno degli esiti di un progetto ampio di ricerca che è stato avviato nel 2017 e rientrava in quella disponibilità della struttura di missione degli anniversari di interesse nazionale sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri per celebrare il 70° del referendum e del voto alle donne, per l'appunto. Patrizia Gabrielli, che è responsabile scientifica di questo progetto, ha presentato una proposta all'archivio ed era una proposta, diciamo, che andava in una direzione per noi abbastanza, come dire, era una bella scommessa, perché nella sua proposta iniziale erano chiari che gli ambiti di ricerca sarebbero stati 3 ambiti appunto diversi. Normalmente noi siamo chiamati ad assolvere un ambito di ricerca che è quello di cui ci occupiamo, no? Quindi le fonti autonarrative di persone comuni, quindi diari, lettere, memorie, autobiografie. E i nostri progetti, anche di ricerche importanti, ecco, avevano come quasi unico terreno di ricerca per l'appunto la fondazione. Patrizia Gabrielli invece ci presenta un progetto che è molto ambizioso e sicuramente molto complesso, perché noi diciamo che ancora la parte finale la vedremo, la parte finale di questa parte la vedremo probabilmente entro quest'anno, quando un'area del sito eletti ed elette, l'area in particolare Voci dell'Italia Repubblicana, verrà implementata di ulteriori 51 autori, altri 250 estratti dai diari, per cui è un progetto in evoluzione per la parte, diciamo, che è stata periodizzata e analizzata. Però dov'era la sfida? La sfida era intanto parlare di un tema che è centrale. Abbiamo visto oggi, se riflettiamo ognuno di noi sappiamo quanto è centrale il tema, ed è appunto quella della rappresentanza di genere nella sfera politica, non solo italiana, perché poi il progetto ha indagato anche altre nazioni con una parte del progetto, è un progetto complesso, e quindi ora cercherò di andare in ordine, e se da un lato il tema della rappresentanza di genere e soprattutto il riequilibrio della rappresentanza di genere, perché il progetto si è posto fin dall'inizio come un'occasione, un luogo, un lavoro avanzato di ricerca per capire meglio di cosa stiamo parlando, quindi rappresentanza della donna politica e anche dell'uomo politico all'interno delle istituzioni, ma anche rappresentazioni. E lo squilibrio, insomma, si può vedere anche nelle rappresentazioni. Quindi è chiaro che l'archivio non poteva assolvere da solo a un tema così importante, perché noi di fatto abbiamo le ricadute. Che cosa avviene alle persone comuni nel momento in cui c'è il referendum del 2 giugno 1946? Che cosa avviene quando ci sono le elezioni politiche del 15 aprile del 1948? Ecco, che cosa avviene nelle memorie delle persone? Certamente il nostro poteva essere un punto di vista molto parziale, vista l'ampiezza di questo progetto. E allora la sfida era andare a cercare, a fare una puntuale ricerca in 2 ambiti molto precisi. Un ambito importantissimo, che sono gli archivi, e gli archivi parliamo dell'archivio della Camera dei Deputati,
e chiaramente in questo è stato fondamentale andare poi a vedere le biografie delle 21 costituenti e capire come potevano essere presentate all'interno del sito, e anche dei pannelli che abbiamo visto, le madri costituenti, no? Sono dedicati ben 2 pannelli perché sono 21, e quindi per dare spazio a tutte è stato necessario prendersi un pannello in più, diciamo. L'archivio della Camera dei Deputati è stato fondamentale, ma così come è stato fondamentale l'archivio centrale dello Stato, così come è stato fondamentale l'archivio Basso, così come l'archivio Luigi Sturzo, e poi 2 archivi che insomma mi fa molto piacere nominare, che sono stati fondamentali per questa ricerca. Uno è l'archivio dell'Unione Donne Italiane e l'altro è l'archivio del Centro Italiano Femminile. Perché questo? Perché questi ultimi 2 archivi ci portano anche proprio nella dimensione della soggettività appunto delle candidate, e ci danno la misura anche di come i 2 schieramenti, uno cattolico e l'altro social comunista, vedevano appunto la rappresentanza femminile, però ovviamente in questo caso vista dal punto di vista delle donne, no? Perché poi la ricerca non si è basata solo sugli archivi di questa natura, quindi importantissimi, ma si è basata anche sui periodici, sulla stampa, sulla comunicazione, ed ecco lì che il tema delle rappresentazioni è emerso in tutta la sua, come dire, la sua complessità, perché se avrete la pazienza, la voglia di andare a visitare il sito Eletti ed Elette, scoprirete che nella sezione rappresentazioni ci sono 1500 immagini, quindi ricchissimo, appunto di rappresentazioni che derivano in gran parte da giornali satirici. Quindi veramente lì abbiamo parlato prima, no? Antonella accennava, no, alla campagna di odio sulla Boldrini, ma quella che veniva fuori dalle immagini era altrettanto una campagna d'odio, era una visione della donna, si parla della donna del 1946-48, ma insomma una visione della donna che andate a vedere le vignette, veramente sono assolutamente, per noi oggi credo improponibili, no? Ma fanno parte della nostra storia, del nostro percorso. E poi chiaramente le rappresentazioni, le autorappresentazioni non venivano soltanto dalla stampa satirica, no? Dalle riviste satiriche, e poi c'erano anche diciamo riviste più tra virgolette tradizionali, penso a Oggi, penso a Annabella, penso a riviste più di taglio, come dire, femminile, e poi c'erano i quotidiani, quindi dall'Avanti all'Unità, chiaramente quelli che davano diciamo magari un risalto di natura diversa. Però se si vanno a analizzare appunto queste rappresentazioni si scoprono delle cose sulla società italiana dal 1946 al 1968. Noi ci siamo fermati sulla soglia del 68. La periodizzazione è molto importante per parlare di questo progetto, perché c'è i primi 3 anni, no, che sono 1946-48, in cui le donne entrano per la prima volta nei palazzi della politica e c'è un tipo di rappresentazione. E poi c'è gli anni che vanno dal 50 al 60, boom economico, nuovi strumenti che entrano nelle case, un nuovo modo di percepirsi anche come donne all'interno di contesti familiari, e quindi sono altre rappresentazioni. E poi c'è la grande frattura e Patrizia Gabriele, insomma, che ha gestito in modo straordinario, lo posso dire, lei non è qui, ma insomma questa ricerca era molto impegnativa e lei l'ha fatto in modo ineccepibile, perché ha gestito un gruppo di ricerca piuttosto nutrito, fatto di giovani donne, quasi tutte donne, poi ci sono anche i tecnici che sono occupati di alcuni aspetti, ma la ricerca presso gli archivi dei giornali, qui è stato importante l'emeroteca della Biblioteca di Storia
moderne e contemporanea di Roma. Insomma, abbiamo messo insieme tutta una serie di soggetti, ma ritorno alla terza periodizzazione, che è il 1968, dove ci siamo fermati perché lì c'è un altro tipo di rappresentazione e autorappresentazione, no? C'è una nuova soggettività che comunque emerge. Insomma, è un percorso dei primi 25 anni della storia della Repubblica, che abbiamo poi come strumenti sintetizzato in una mostra, che è quella che con piacere è qua, e che è stata ospitata appunto il 21 e il 22 febbraio del 2019, quindi un anno prima che l'Italia chiudesse, all'Archivio Storico del Quirinale a Roma. C'è stato un convegno internazionale proprio in quei 2 giorni. C'è Barbara Poggio qua, che è stata una delle relatrici del convegno. È stato un convegno importantissimo perché si è in qualche misura problematizzato il tema della rappresentanza e della rappresentazione, e lo sguardo non è stato, come dicevo prima, solo uno sguardo verso l'Italia, ma il caso Spagna, il caso Repubblica Democratica Tedesca, gli Stati Uniti. Insomma, è stato fatto un lavoro anche di prospettiva. Ci sono state 2 pubblicazioni, una è Eletti ed Elette, che raccoglie poi i contributi presentati nel convegno, e l'altra un'associazione, Eletti ed Elette, insomma, a cura di Patrizia Gabrielli, e l'altra è invece un'associazione d'élite, l'Alleanza Femminile Italiana di Maria Antonietta Secci. Poi le ricercatrici, se mi consentite, le vorrei proprio citare perché sono una parte importante di questo progetto, per cui non vado in ordine alfabetico, ma comincio con appunto Maria Antonietta Secci, con Caterina Breda, con la nostra carissima Giulia Cioci, con Laura Ferro, con Daniela Bartolini, con Cecilia Spaziani, che ha fatto l'ultimo passaggio, l'ultimo miglio di questa composizione del sito. Quindi 2 pubblicazioni, il sito Eletti ed Elette, se non lo conoscete vi invito a vederlo, perché poi non so, Antonella, se ho ancora tempo. Il sito è di fatto uno spazio che noi abbiamo pensato come archivio e che deriva anche da un lavoro che stiamo facendo dal 2013 a livello di digitalizzazione, ma anche di utilizzo del digitale come conoscenza delle fonti autobiografiche. Le fonti autobiografiche sono qualcosa di molto delicato, quindi non puoi prendere una fonte e pubblicarla così a cuor leggero, no? Devi avere tutta una serie di attenzioni, e non sono mai abbastanza, perché purtroppo anche a livello di normativa sulle fonti autobiografiche inedite ci viene detto dalla nostra sovrintendenza archivistica toscana, dalla quale dipendiamo: voi siete un caso di studio. Ecco, quando ti dicono così tu sai che c'è una bella responsabilità addosso. Però di fatto noi dal 2013 con la prima guerra mondiale abbiamo fatto un progetto che si chiama La Grande Guerra, Diari Raccontano. Poi abbiamo continuato nell'esplorazione di questa possibilità di fare arrivare a un pubblico più ampio dei materiali inediti, e abbiamo lavorato recentemente su un progetto con il Ministero degli Affari Esteri, Italiani all'estero e i Diari Raccontano, e Eletti ed Elette non è esattamente, diciamo così, la stessa cosa dei 2 siti che vi ho solo presentato. Perché non è la stessa cosa? Per gli aspetti che vi ho detto, cioè di fatto prende tutto quello che era stato fatto fino allora, e quindi ricerca in archivio. Sono state analizzate 400 fonti autobiografiche, contano 1, ma sono centinaia e centinaia di pagine, spesso manoscritte, quindi anche scritture complesse che vanno trascritte, che vanno digitalizzate, che hanno il loro processo, diciamo così, di tipo archivistico. Quindi questa parte ne dà conto in Voci dall'Italia Repubblicana, e poi ci sono le cose che in un sito non possono non esserci, cioè la possibilità di metadatare, taggare delle categorie. Ecco, nel sito Eletti ed Elette le categorie sono state puntualmente descritte,
anche da un punto di vista storico, per cui le categorie, vado un po' a memoria, sono maternità e paternità, sessualizzazione, privato, inversione di genere, perché a un certo punto c'è stato nelle rappresentazioni anche, come dire, una demonizzazione della donna, specie delle donne comuniste, che diciamo così potevano veramente ricondurre a discorsi demoniaci o qualcosa di, no, che veramente sembra di parlare della preistoria, ma insomma speriamo che sia solo preistoria. Quindi le categorie sono importantissime, ci sono le coppie, ci sono elementi come abiti, lusso e acconciature. Voi direte, su un progetto scientifico, gli abiti, il lusso e le acconciature sono fondamentali per capire le rappresentazioni. E qui non bisogna andare al 1946, insomma basta guardare anche oggi, no? Le donne sono quasi sempre giudicate per come si vestono, per come sono acconciate, se sono carine, se non sono carine, certamente non per il loro valore. Questo avveniva in quelle rappresentazioni, vi assicuro che c'è tutto questo. E vi invito a vedere quelle della maternità e della paternità, le prime due madri costituenti, una delle due nascono due bambini, una rinuncia perché va a fare la madre e chiaramente viene osannata dalla stampa perché è tornata nel suo ruolo tradizionale. Ecco, quelle rappresentazioni vi assicuro che sono frutto di un lavoro, perché 1500 è veramente un numero importante di documentazione, ma vi assicuro che sono veramente come una lunga striscia su un paese, l'Italia, che ha molti problemi, che ce l'ha avuti e probabilmente alcuni non li ha neppure totalmente risolti. E quindi le categorie sono fondamentali, perché attraverso le categorie un sito che si rispetti riesce a collegare i vari punti. L'altro punto per noi imprescindibile erano gli eventi, e eventi si intendono le elezioni che si sono succedute da quelle del 2 giugno 1946 fino al 19 maggio 1968. Questo era l'arco temporale che la ricerca ha preso in considerazione: categorie, rappresentazioni, appunto, voci dall'Italia repubblicana. Come si lega tutto questo il lavoro dell'archivio? Si lega certamente non con le rappresentazioni, perché non ci è sembrato nemmeno corretto, diciamo così, scientificamente collegare una voce di una persona che ha raccontato il 2 giugno a una rappresentazione, però l'abbiamo legata invece agli eventi, a quelle elezioni del 2 giugno, quindi il sito propone diversi tipi di navigazione e vi invito a scoprirli, perché raccontare un sito a voce, insomma, solo io posso farlo, nel senso che non mi sono preparata col sito che vi avrei fatto vedere, ma vi assicuro che il sito è molto interessante e continua a suscitare un grande interesse. Ci è capitato molto spesso di avere dei contatti con testate importantissime, dal Sole 24 Ore al Corriere della Sera, che ci chiedono la possibilità di utilizzare un'immagine presente nel sito. Quindi lì si pone un altro problema: come farli citare? Le immagini, ve l'ho detto, non sono nostre, quindi insomma dobbiamo essere attenti, però suscita un interesse costante. C'è un'ampia pagina dedicata alle fonti, e c'è stato un lavoro anche sulle fonti bibliografiche importante, lo voglio ricordare qui, sempre di Maria Antonietta Serci, che ha i primi 20 anni di questa storia che andiamo raccontando. C'è una ricca esposizione delle fonti bibliografiche, mi pare che si sta parlando di 500 fonti. Ecco, per dire che cosa vuol dire un progetto di ricerca che parte con queste ambizioni. Devo dire che Patrizia Gabrielli e tutto il gruppo di ricerca, il direttore scientifico dell'archivio, il professor Camillo Brezzi, che aveva la responsabilità poi sul progetto, certamente, insomma, noi pensiamo sia una scommessa vinta, anche se è una scommessa che capiamo che non può fermarsi lì,
ma dovrebbe avere, speriamo insomma, di riuscire a dare una prospettiva futura a quel tipo di lavoro che è stato straordinario, impegnativo, ma anche veramente ha aperto come dire, una sorta di spartiacque tra riporre al centro quel tipo di problema che non è mai come dire, passato di moda, ma io penso soprattutto, mi riferisco alle fonti autonarrative, cioè ci sono degli snodi nel Novecento della storia italiana dove chiaramente il voto alle donne e il 2 giugno del 46 hanno segnato degli spartiacque, no? L'attentato a Togliatti del 1948 ha segnato un altro spartiacque e così via. Poi certo le altre elezioni, magari a parte quella del 1953, no? Che era un po' segnata dalla legge truffa e quindi c'è stato un movimento di un certo tipo, le altre elezioni nelle memorie passano un po' in secondo piano, ma vi assicuro che il 2 giugno 46 o chiaramente il 15 aprile 48 sono capisaldi dell'autonarrazione della seconda parte del Novecento. Non so se ho risposto in questo inquadramento generale del progetto. Il vostro progetto è stato per noi fonte di ispirazione. Il sito è ricchissimo, posso confermarlo, e vi invito anche a leggere la ricerca Elette ed Eletti, perché è veramente, veramente interessante anche dal punto di vista della ricerca a livello internazionale. Adesso io farei una domanda a Roberta Corbellini. Cioè, può darsi che si esageri quando si stabilisce un paragone tra la contesa elettorale di oggi e quella del 48. Abbiamo sentito parlare di minacce alla nostra democrazia. Puoi dirci qual era la percezione delle donne sul senso del voto tra il 46 e il 48 e che cosa pensi sia cambiato oggi? Accidenti, che domanda. Allora, diciamo, parallelismo, analogie forse possiamo dire, analogie del clima elettorale e analogie per quanto riguarda delle ipotesi, no? Di un futuro costruibile. Però devo dirvi che durante la campagna elettorale io ho visto uno spostamento rispetto all'inizio notevole dei temi. Nelle ultime parti della campagna elettorale i temi economici hanno prevalso su tutto il resto e sono sparite delle parole che secondo me invece dovrebbero essere tenute veramente vive. Il problema, diciamo, ci troviamo nel paradosso contrario, nella situazione contraria di quella per esempio che c'era nel 46, nel 48. Le donne andavano a votare, l'89,9% degli elettori sono entrati in queste urne e hanno lasciato la loro volontà. La funzione del referendum, per esempio, che è il referendum fondativo insomma, della nostra Repubblica. Oggi quando noi parliamo di referendum qualche volta ci sentiamo disturbati dal fatto di essere chiamati a dare il nostro parere su degli aspetti della vita collettiva che si prospettano e che noi riteniamo troppo tecnici e diciamo che sono cose da appunto esperti e quindi tutto verrebbe rimandato ad un Parlamento su cui poi noi ci lamentiamo perché diciamo che il Parlamento non funziona. Quindi un paradosso opposto a quello che si crea tra il 46 e il 48. Allora, mi interessava proprio vedere come spesso in questa campagna elettorale viene infatti citato, no, il periodo 46-48. Allora io credo che quando avvengono questi momenti in cui si ritorna alla storia, sì, certo che c'è il dovere da parte degli storici di raccogliere questa sollecitazione
e di dare un'interpretazione di quello che sta succedendo. La nostra mostra, la vostra mostra, è partita ovviamente in un altro momento, ma il problema già si era posto, perché era il problema della rappresentanza, che da anni noi continuiamo, come donne, diciamo come lettrici, a sentire di dover discutere dentro e fuori gli ambienti della politica, e oggi posso dire che forse fuori dagli ambienti della politica si sta facendo molto. Allora, l'ho fatto un po' lunga, ma volevo dire che questo rimando al passato è uno dei modi che noi abbiamo anche adesso per mettere a fuoco alcuni problemi del mondo attuale e a cercare di andare alla radice della loro insorgenza. Qual è il problema che noi abbiamo oggi davanti? Io vedo per esempio che oltre all'assenteismo, che è una diciamo, paura che emerge in queste ultime ore, e che è molto simile alla paura che c'era nel 1946, ma nei confronti delle donne. Si pensava che le donne non sarebbero state capaci di votare. E la risposta che è stata data nel 1946 ha fatto capire che non solo le donne sono capaci di votare, ma le donne sapevano che cosa volevano votare. E non solo, ma molte donne, e anche la testimonianza che è stata raccolta, parlano di uso della libertà di opinione, di parere politico, nel momento in cui mettono il piede nella cabina elettorale. Penso che nelle biografie sia venuta fuori la stessa cosa. Allora, oggi invece che cosa rappresenta l'astensionismo allarmante nel momento in cui noi sentiamo che le disuguaglianze stanno aumentando e stanno approfondendo la separazione tra le componenti della comunità mondiale e nostra? Questo mi piacerebbe sapere rispondere, ma non sono in grado di farlo, salvo poi dire che comunque quello che viene fuori già dalla nostra mostra, da questo inizio di riflessione e di partecipazione delle donne, in qualche modo già risponde in parte a questo problema che abbiamo davanti. Che cosa succede tra il 46 e il 48? Siccome non voglio portare via del tempo, ditemi ancora 10 minuti. 10 minuti. Che cosa succede tra il 46 e il 48? Vi rimando alla lettura dei pannelli e cerco di essere molto sintetica. Ieri c'è stata una domanda ad un corso di formazione proprio sul fascismo, e quindi sul passaggio storico di cui stiamo parlando, alla professoressa Nonin, nel momento in cui si è aperto appunto il confronto con le partecipanti, giovani, donne e soprattutto studentesse. La domanda è stata fatta: ma le nostre donne che entrano appunto nella campagna elettorale, che si battono per il voto, erano collegate al suffragismo? Punto di domanda. Ci ho pensato. No, non erano collegate al suffragismo, perché guardate che in questa generazione che conduce, diciamo, la partecipazione delle donne alla vita pubblica, si compie uno stacco netto da quello che era la tradizione del suffragismo. E io vorrei dire, speriamo che noi oggi non dobbiamo fare o stiamo vivendo uno stacco netto da questa generazione di donne. Io mi pongo il problema di non creare uno stacco netto. Che cosa succede esattamente in quel momento? Succede che con le vecchie suffragiste non ci si trova più molto, diciamo, d'accordo, anche se tutte vengono coinvolte, perché il suffragismo
aveva dato un'interpretazione del voto diverso da quello che avviene tra il 46 e il 48 che stiamo gestendo ancora oggi. Il suffragismo, il vecchio suffragismo, se era dell'area socialista, delle donne mobilitate in quell'area, riteneva che il voto alle donne stava all'interno della dottrina di classe e quindi che riteneva il suffragio una conquista per l'intero proletariato. Mentre dalla parte delle borghesi, mobilitate sul suffragismo con molta forza, si riteneva un'altra cosa, che la conquista del voto stabilizzava, confermava nella vita civile posizioni di ruolo. Le donne che invece fanno la battaglia per il voto tra il 46 e il 48 e che mi piacerebbe diciamo sentirmi legata ancora a quella comunità e a quella generazione di donne, conducono la società italiana delle donne a fare un altro salto, prima di tutto attraverso le organizzazioni e questa mobilitazione sulle strade che viene fatta dal 46 al 48 perché le donne vadano a votare, con quei giornali che noi abbiamo visto, che abbiamo pubblicato, con quegli articoli che escono in cui si spiega alle donne come ci si deve sentire nella nuova democrazia, no? Che cosa fanno? Creano alle donne la percezione di essere un soggetto politico e questo è un salto culturale enorme, non solo, ma tramite CIF e UDI, un soggetto politico organizzato. A questa generazione di donne, noi femministe, abbiamo a un certo punto rinfacciato la doppia militanza, la militanza dentro il partito dove si ripetevano gli schemi, se vogliamo, della società maschilista e della gestione del potere, però nello stesso tempo di stare fuori nelle associazioni per, diciamo, pulirsi la coscienza di una diciamo, interpretazione della cittadinanza con un'identità di genere. Era questo che accusavamo, questa doppiezza. Forse non avevamo capito bene che cosa stava succedendo tra il 46 e il 48 e anzi oggi, rileggendo quei testi, le parole delle costituenti, ho capito che cosa avevano fatto e perché si erano staccate dal suffragismo, perché stavano fondando una particolare interpretazione del concetto di cittadinanza, gestito poi non nell'atto e nell'acquisizione del diritto politico dell'andare a votare, ma nel fatto che quel diritto di rappresentanza e di voto portava a lavorare sullo spazio dove veramente si giocava l'equivalenza della cittadinanza, e cioè dove si lavorava per i diritti civili. Tutto il lavoro fatto da queste donne, effettivamente rileggere i testi dei dibattiti parlamentari e i loro interventi, apre una visione. Finisco dicendovi, che cosa pensate che avesse fatto la Merlina quando, nel momento in cui si scrive l'articolo 3 che decide come la parità dei cittadini, dice mettiamo sesso anche, mettiamo quella parola, vuol dire che quella parola indicava esattamente l'ambito che definiva la equivalenza della cittadinanza maschile femminile e quindi dava al femminile un carattere preciso della cittadinanza. Ma sempre sull'articolo 3, e poi finisco, la Mattei dice di aggiungere nel secondo, e adesso ve lo leggo, nel secondo comma, la parola,
scusate che devo andare a cercarla, no, di fatto è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Era necessario mettere di fatto? Certo che serviva, è servito per introdurre e sostituire al criterio dell'uguaglianza formale il criterio dell'uguaglianza sostanziale, e queste donne sapevano benissimo quali erano i caratteri, le caratteristiche della disuguaglianza. Noi qua mi fermo, quindi io tutto il discorso, l'analisi anche delle cose che vediamo e di quello che è la crisi di oggi, è proprio la nostra relazione col concetto di cittadinanza. Per noi donne è fondamentale, perché tutto quello che è avvenuto, le leggi che sono poi discese da questo lavoro delle Costituenti, punto, sui diritti civili, è proprio andato in quella direzione, a smontare le disuguaglianze, a dare altri contenuti diversi alla cittadinanza. E il problema di partenza, lo leggiamo in tutti i nostri giornali e probabilmente anche nelle vostre cose del sito, il problema di partenza è fare i conti con la maternità. Perché fare i conti con la maternità? Perché che fossero socialiste, che fossero democristiane, eccetera, in quel momento lì si convergono i punti di vista diversi su un unico problema. Era necessario smontare il profilo femminile che era stato costruito dal fascismo. Quello era un passaggio fondamentale e quello era il passaggio di base su cui poi andare a costruire tutte le formule della cittadinanza che mi dispiace, io ho cercato nei libri se a un certo punto questa analisi su come avevano lavorato nella costruzione di un'identità di cittadinanza attribuita a questa parte della società che andava a conquistare una posizione. Ho trovato nel testo di Anna Rossi Doria, che è un testo fondamentale e che è la prima che pone il problema della cittadinanza associato al problema del voto, riprende negli anni 90 questa analisi. A un certo punto Anna Rossi Doria scrive: è inutile che noi continuiamo ad analizzare il voto all'interno di quelle che sono, diciamo, le analisi delle istituzioni. Non ne ricaveremo niente. Dobbiamo spostarci fuori. Dobbiamo andare ad incrociare con le vite delle donne, con le culture che circondano queste vite, e dobbiamo soprattutto calare tutto questo anche all'interno dei territori. E io credo che la mostra che noi abbiamo fatto nel nostro piccolo va un po' in questa direzione. Grazie. Grazie anche a Roberto, io direi lasciamo spazio alla seconda sessione, titolo Una categoria sottorappresentata quale futuro, spazio a Dimitri Girotto, Barbara Poggio, coordinati da Roberta Nulini. Possiamo introdurre, intanto che sistemiamo la parte tecnica. Sì, intanto possiamo comunque iniziare, perché così non perdiamo tempo, e introduco molto velocemente il tema, ringraziando naturalmente l'ANPI e Silvano Quadro, l'Università di Udine, per l'invito a coordinare questa sessione. In questa sessione abbiamo ascoltato un inquadramento molto importante anche dal punto di vista dei profili teorici. In questa sessione entreremo in una serie anche di profili tecnici, perché ai nostri due relatori del pomeriggio abbiamo chiesto di ragionare proprio sul tema della rappresentanza e sul tema anche del rilievo delle leggi elettorali.
È un tema delicatissimo, assolutamente attuale, il dibattito su questo è acceso. Io non dirò nulla perché non voglio sottrarre tempo al relatore e alla relatrice, magari mi limiterò a qualche osservazione finale. Dico solo però una cosa, questo sì, quanto sia delicato il tema della rappresentanza e anche dell'intervento elettorale, come una legge elettorale poi possa avere degli effetti che sono molto importanti e molto evidenti in termini di riequilibrio, ce l'ha insegnato anche la vicende recenti, ce l'hanno insegnato le vicende recenti della nostra regione, no? Che sono ben note. In ben 2 legislature, l'attuale che volge al termine la precedente, si è cercato di introdurre un meccanismo che si sa che dal punto di vista applicativo ha un importante impatto di riequilibrio nella presenza femminile o nella presenza comunque del genere che sia sottorappresentato, cioè la doppia preferenza di genere, e non si è riusciti ad arrivare all'obiettivo, nonostante una mobilitazione ampia delle donne sul territorio regionale, la Commissione Pari Opportunità, io che allora ero consigliera di parità, tutte le associazioni, qui c'è Senonora Quando, ma anche altre associazioni, c'era stata una mobilitazione importante, eppure non si è riusciti a introdurre questa modifica nella legge elettorale. Quindi questo è un terreno delicatissimo sul quale si fanno i conti e rispetto al quale poi il timore di introdurre dei meccanismi che sono sicuramente meccanismi di eguaglianza sostanziale, che però possono comportare la perdita di posizioni da parte di alcuni nei confronti di altri, o in questo caso di altri, frenano la possibilità del cambiamento. Ecco, detto questo, non dico altro, introduco il nostro primo relatore, il professor Dimitri Girotto, dico qualcosa per presentarlo. Il professor Girotto è professore associato di diritto costituzionale qui all'Università degli Studi di Udine, dove riveste anche altri incarichi nell'ambito dell'Ateneo, oltre che costituzionalista. Lui si è occupato anche di diritto amministrativo, al suo attivo ha molte pubblicazioni su tanti temi e ha scritto naturalmente anche sul tema dei sistemi elettorali e sul tema della rappresentanza, e poi questi temi li ha anche trattati nella pratica nel suo ruolo di avvocato, perché avvocato è iscritto all'albo speciale anche degli avvocati che patrocinano davanti alle giurisdizioni superiori. E nell'ambito, dicevo, degli studi e dell'attività di ricerca volevo segnalare qualche pubblicazione, in particolare un lavoro monografico importante che si occupa proprio del Parlamento italiano, dei processi normativi, ma come vi dicevo poi si è soffermato anche su temi specifici che toccano proprio le elezioni e la rappresentanza, ad esempio con degli scritti in materia di articolo 49 della Costituzione e tanti altri scritti che qui non cito. Cito un suo lavoro interessante di diritto anche comparato, perché si è occupato anche della traduzione in Italia di un'opera importante sul costituzionalismo americano, quindi ha un punto di vista e di osservazione che lo porta, immagino, anche a confrontare il nostro ordinamento con quello di altri paesi. Il professor Girotto ci parlerà in questa sua prima relazione delle leggi elettorali per la correzione degli squilibri di genere, quindi gli cedo la parola. Hai detto che il tema è particolarmente delicato, direi che lo è a maggior ragione, visto che siamo in conclusione di una campagna elettorale e a poche ore dal silenzio elettorale. Quindi il dibattito lo si potrà accendere, ma fino a un certo punto e seguendo determinate direttrici. Ora, credo che la collega Poggio, che parlerà dopo di me, darà un quadro ancora più ampio dello stato dell'arte, e quindi io mi soffermo sui profili, potremmo chiamarli così, di diritto elettorale, anche se il momento delle elezioni è certamente il più importante ai fini della partecipazione politica delle donne, ma non è l'unico, e non a caso nella legislazione vigente vi sono diversi provvedimenti che hanno anche una efficacia, direi, crescente, che riguardano un secondo momento, e che è il momento della formazione del governo in ambito nazionale, oppure delle giunte regionali o delle giunte comunali. Quindi anche il tema della formazione degli organi esecutivi
chiama in causa il ruolo delle donne e le azioni per la promozione delle pari opportunità di genere. Uno studio compiuto dall'EIGE, European Institute for Gender Equality, segnala dal punto di vista della rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive un miglioramento anche abbastanza sensibile nell'ultimo ventennio. Certo, se ci rapportiamo a 20 o forse addirittura più di 20 anni fa, si potrebbe dire che era chiaro che vi sarebbe stato un miglioramento, però i valori sono abbastanza interessanti, anche se comunque l'Italia sembra collocarsi in una posizione mediana rispetto agli altri paesi europei, quindi non troppo in basso certamente, ma neanche nelle prime posizioni. Volendo dare qualche percentuale, i dati sono abbastanza recenti, abbiamo un Parlamento composto dove le donne sono il 35,7%, deputate e senatrici, con 2 senatrici a vita tra l'altro. È aumentato rispetto agli esecutivi di alcuni anni fa il numero di ministri e sottosegretarie, c'è una presidente donna in corte, la professoressa Silvana Sciara da pochissimi giorni, ma ce n'era già stata una, la professoressa Marta Cartabia in corte costituzionale, dicevo. Sono donne il 41,1% delle parlamentari europee e viceversa è particolarmente basso, lo vedremo poi, il dato nelle assemblee regionali, poco più del 22%, qualcosa in più nelle giunte ma non molto, va un po' meglio nei consigli comunali e nelle giunte, sono poche ancora le sindache. Allora, il quadro normativo, è stato detto prima, chiama in causa in prima battuta la nostra Costituzione. È stato ricordato prima che nell'articolo 3 era stato già inserito il riferimento al sesso, trattando del principio di uguaglianza inteso così, per così dire, in senso formale, cioè siamo tutti uguali davanti alla legge senza distinzioni fondate su determinati criteri. Uno di questi è il sesso. Ma è stato anche ricordato che il secondo comma dell'articolo 3 invece esprime il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, quindi pone sulle istituzioni pubbliche un impegno a rimuovere gli ostacoli e quindi ad attenuare queste disuguaglianze. In tema elettorale rileva però certamente l'articolo 51. L'articolo 51 è stato modificato nel 2003, ma già nella sua formulazione originaria sanciva l'eguaglianza tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche. Quindi il principio c'era già in Costituzione. Ma nel 2003 l'articolo è stato modificato, vorrei dire integrato, rendendo esplicita una possibilità di cui il Parlamento, il legislatore, un po' a tutti i livelli, aveva già cominciato a fare uso, cioè l'utilizzo di misure che cerchino di favorire la partecipazione delle donne alle competizioni elettorali e anche di determinare un output, un risultato che veda poi nella effettiva composizione delle assemblee elettive un numero di donne più elevato. Sono quelle che nel lessico statunitense o anglosassone si chiamerebbero affirmative action, cioè sono le cosiddette azioni positive. Negli Stati Uniti hanno una storia molto molto lunga perché sono in prima battuta preordinate a migliorare la condizione delle minoranze, prima fra tutte la minoranza di colore ovviamente, quindi già negli anni 60 si diffondono. In Italia la loro genesi è certamente più tardiva e successiva, ma nel 2003 si ritiene di dover dare, come si suol dire in gergo, una copertura costituzionale alla introduzione di eventuali misure che vadano in questo senso. Devo dire peraltro che prima ancora, in occasione della riforma del titolo quinto della Costituzione, quello che ha cambiato praticamente tutta la parte della nostra Costituzione dedicata a regioni, province e comuni, il legislatore costituente aveva colto l'occasione per introdurre nell'articolo 117, testo attuale della Costituzione, un richiamo all'obbligo per il legislatore regionale
finale di rimuovere gli ostacoli che impediscono una parità di accesso tra uomini e donne, una parità di genere alle competizioni elettorali. Quindi oggi sul piano costituzionale abbiamo l'articolo 51 integrato nel 2003 e l'articolo 117. Il legislatore, dicevo, già in precedenza aveva cercato di introdurre delle quote di genere in Costituzione. Il primo esempio era stato rappresentato dalla legge sull'elezione diretta del sindaco, la 81 del 93, quella che ha un po', diciamo, cambiato tutto il sistema. E in quell'occasione vengono introdotte delle quote minime nella composizione delle liste dei candidati. Solo che in quel momento l'atteggiamento della Corte Costituzionale, che si trovò a giudicare sulla compatibilità con la Costituzione, eravamo nel 95, di quella legge, fu particolarmente rigoroso, tra l'altro seguendo un'indicazione che è stata poi molto criticata e che sostanzialmente è sbagliata. La Corte disse che le quote sarebbero illegittime perché alterano la parità nella competizione tra i vari candidati. E cioè si dice il principio di uguaglianza, proprio quello del 51, imporrebbe che non vi fosse una introduzione di quote preferenziali, perché non si può predeterminare o comunque orientare in modo pesante il risultato elettorale. Solo che c'era una critica che era stato abbastanza facile rivolgere alla Corte in quell'occasione. Se io introduco delle misure che riguardano la candidatura, quando si tratta di materia elettorale, il risultato non è essere candidati, è essere eletti. Cioè è una cosa profondamente diversa. Io posso incentivare le candidature, poi però saranno i cittadini a votare. Quindi se intervengo sul versante delle candidature, non ho predeterminato il risultato, ho semmai ampliato le possibilità di partecipazione per il genere sottorappresentato nella competizione elettorale, libero essendo poi il cittadino, a seconda delle possibilità che la legge elettorale gli concede, e non sempre ci concede tanta libertà, ma questo è un altro discorso, di esprimere la propria preferenza. Quindi il ragionamento della Corte era stato fortemente criticato e badate bene che era stato formulato in quella occasione in modo talmente perentorio da indurre la Corte a dichiarare illegittima con la stessa sentenza anche disposizioni di legge che non formavano oggetto del giudizio. La Corte Costituzionale ogni tanto, quando pronuncia la declaratoria di legittimità di una legge, può utilizzare il cosiddetto istituto dell'illegittimità conseguenziale, cioè può dire che ci sono altre disposizioni legislative che o sono identiche a quella illegittima o esprimono lo stesso principio e quindi come tali vanno annullate. E la Corte così fece. La legittimità conseguenziale non si usa tantissime volte, non ricorre moltissimo nella giurisprudenza della Corte, ma lo fece andando a colpire le disposizioni legislative di alcune regioni a statuto speciale, tra cui questa, se non vado errato, che avevano introdotto un principio analogo a quello che era stato incorporato nella legge per l'elezione diretta del sindaco. Quindi se noi avessimo, diciamo, fermato le lancette dell'orologio al 1995, non dico che il dibattito odierno non potrebbe svolgersi, ma insomma incontreremmo numerosissimi ostacoli. Le cose invece cambiano e cambiano anche nell'atteggiamento della Corte Costituzionale e devo dire che cominciano a cambiare da un punto di vista cronologico prima ancora che l'articolo 51 venga modificato. Oggi la Corte non potrebbe dire semplicemente ciò che ha affermato nel 1995 perché c'è l'articolo 51 riformato nel 2003 che ammette azioni positive, ammette azioni di incentivazione alla partecipazione alle competizioni elettorali. Ma, ripeto, pochi mesi prima di questa riforma costituzionale la Corte si trova a pronunciare su una legge della Regione Valle d'Aosta che per le elezioni regionali prevede che le liste di candidati non debbano essere composte integralmente da candidati dello stesso sesso. Era una previsione proprio minimale, il minimo, che non siano tutti maschi o tutte donne.
Però, ripeto, l'orientamento che la Corte doveva superare era quello di alcuni anni prima. E invece la Corte in questa sentenza già comincia a dire che la previsione del legislatore non è contrastante con la Costituzione, perché i vincoli sul cittadino elettore sono minimi, sono praticamente inesistenti, soprattutto con una previsione come quella che era molto blanda, molto soft, diremo oggi. Però il principio viene modificato, quindi si abbandona l'idea che la semplice previsione di quote di genere sia addirittura contrastante con la Costituzione sotto il principio dell'uguaglianza intesa in senso formale, e invece si apre la via per una legislazione che sia più attenta a questi problemi. Il punto di arrivo nella giurisprudenza della Corte è rappresentato, per oggi direi, da una pronuncia del 2010, la numero 4, che però si è pronunciata su uno degli strumenti più importanti che vengono utilizzati per migliorare la presenza delle donne nelle assemblee elettive, e cioè il meccanismo della cosiddetta preferenza di genere. La legge elettorale della regione Campania introduce questo strumento, quindi la possibilità per l'elettore di esprimere 2 preferenze purché date a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Questo è un po' il meccanismo come funziona nella generalità dei casi, a volte ci sono addirittura 3 preferenze, come nelle elezioni per il Parlamento europeo. E qui la Corte Costituzionale, con una sentenza importantissima, la numero 4 del 2010, ricostruisce il significato e la funzione di questo strumento. Cioè la Corte dice: è una misura promozionale ed è una misura che amplia e non restringe le possibilità dell'elettore. L'elettore vuol fare a meno di esprimere 2 preferenze, farà a meno. L'espressione delle preferenze non è un obbligo. Normalmente ne potrebbe esprimere una, ne può anche esprimere 2, a meno che in questo secondo caso, cioè purché, scusate, in questo secondo caso rispetti, diciamo, l'alternanza di genere nell'espressione delle preferenze. Quindi vedete che, insomma, nel giro di 15 anni, complice le riforme costituzionali, ma non solo quelle, c'è stato anche proprio un cambio di mentalità, un cambio di paradigma, verrebbe da dire, la Corte Costituzionale ha dato progressiva copertura a queste misure. Oggi, se noi leggessimo queste sentenze e provassimo a fare delle riflessioni ulteriori, ma non è questo il momento, potremmo semplicemente limitarci a dire che per il momento la compatibilità con la costituzione di queste figure si ferma nel momento in cui il cittadino esprime il voto. Quindi quello che pare ancora incompatibile con la Costituzione è che si scriva puramente e semplicemente che nel Parlamento, nella Camera, nel Senato o nelle assemblee regionali dovrà essere eletta una certa percentuale di candidati di un determinato genere. E questo nel quadro costituzionale vigente mi verrebbe da dire che non sarebbe ammissibile, però il percorso fatto è già abbastanza significativo. Riferimento prima era alle leggi elettorali. Allora, per quanto concerne le elezioni europee, la legge 65 del 2014 prevede misure che sanciscono la necessità che le liste abbiano una composizione tendenzialmente paritaria e che i primi 2 candidati abbiano un sesso diverso, quindi ci deve essere l'alternanza nell'indicazione dei candidati, ed è una legge che, come dicevo prima, addirittura prevede la tripla preferenza di genere, quindi si possono esprimere fino a 3 preferenze, purché non tutte a candidati maschi o a candidate donne. E anche qui ci sono dei meccanismi sanzionatori, l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Il sistema delle elezioni europee è un sistema proporzionale con liste molto ampie, quindi più grandi sono le liste, più facile è anche introdurre misure che possano portare ad un determinato risultato, anche se anche con questa legge elettorale, quella che utilizzeremo fra 2 giorni,
il suo contenuto, che può essere anche criticabile per molti altri aspetti e viene anche criticato, ma per quanto riguarda la tutela della pari opportunità di genere presenta diverse indicazioni. Anzitutto i candidati vanno indicati nelle liste in ordine alternato di genere, poi è previsto che nei collegi uninominali, quindi quel candidato che troverete in cima ai rettangolini, non più del 60% per ciascun genere, quindi deve esserci nel complesso dei candidati, perché qui il sistema funziona a livello nazionale, alla Camera dei Deputati, quindi è possibile fare un discorso complessivo. Al Senato tutto si svolge in ambito regionale, ma in ogni caso anche nell'ambito della regione le varie forze politiche devono rispettare questa alternanza. E idem dicasi anche per i capolista, quindi i capolista non possono essere tutti dello stesso genere. Viene molto raramente richiamata quella che in gergo si chiama legislazione di contorno, quindi misure che non riguardano il momento elettorale, ma che cercano di incentivare quali soggetti? I partiti politici a dedicare una particolare sensibilità all'argomento. Il decreto legge 149 del 2013, quello che ha riformato un po' il meccanismo del finanziamento dei partiti, impone ai partiti di inserire negli statuti misure che promuovano la parità. Ci sarebbe anche un meccanismo sanzionatorio nel caso in cui nelle competizioni elettorali la percentuale di candidate donne in questo caso scenda al di sotto del 40%, e sarebbe un meccanismo sanzionatorio che andrebbe a incidere sul 2 per 1000, su quelle erogazioni volontarie che i cittadini possono dare ai partiti. Io sono andato a vedere il sito della Commissione di garanzia sui partiti politici, non ho trovato lì l'indicazione di provvedimenti sanzionatori. Può anche darsi che tutto si sia svolto nel segreto dei procedimenti amministrativi, ma ho qualche dubbio. Quindi ci sono delle misure anche di contorno che tenderebbero a introdurre delle forme di penalizzazione economica a danno delle forze politiche che non si mostrino particolarmente attente al tema. Ecco, ho parlato prima delle assemblee regionali perché le assemblee regionali rappresentano per il momento il settore, l'ambito più critico. Nella strategia nazionale per la parità di genere, tra i vari target, tra i vari obiettivi, vi è quello dell'incremento delle donne tra i consiglieri regionali. Non è che le misure manchino, a dire il vero, e le misure sono inserite in una legge, che è una legge del 2004, ma che è stata ritoccata negli ultimi anni, e che è quella che detta i principi generali che le regioni devono seguire nel momento in cui approvano le rispettive leggi regionali elettorali. Quindi ogni regione può dettare una propria disciplina per l'elezione del Consiglio regionale, ci sono delle differenze anche significative tra una regione e l'altra, ma ci sono delle linee guida che vanno seguite, e sono queste. Se la regione adotta un sistema a liste di candidati con preferenze, vanno inserite le quote di lista, quindi non tutti i candidati dello stesso genere, e va inserita la preferenza di genere, stile Campania, insomma, per capirci. Se invece la regione adotta una legge elettorale che prevede delle liste bloccate, come quelle per la Camera e per il Senato, che noi troveremo sulla scheda domenica, comunque va garantita l'alternanza e una quota percentuale di lista. Se invece la regione adotta un sistema con collegi uninominali, i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60%. Se poi il sistema è misto, naturalmente bisogna tener conto di tutte queste avvertenze. Se scorriamo la legislazione regionale, vedremo che diverse regioni hanno introdotto per esempio la preferenza di genere, sono più di una decina, e mi sembra che questo strumento abbia sortito un effetto positivo, perché se andiamo a vedere le regioni che hanno il maggior numero di donne
che siedono nei consigli regionali, le prime 5 o 6 hanno tutte la preferenza di genere nella loro legge elettorale. Può darsi che sia una coincidenza, ma il dato mi sembra interessante. E l'attenzione alla legislazione regionale è tale che nel 2020, un paio di mesi prima delle elezioni regionali, si è avuto finora l'unica occasione nella quale il governo nazionale ha esercitato il potere, cosiddetto potere sostitutivo nei confronti di una regione in forma legislativa. Che cosa voglio dire? Il governo nazionale può sostituirsi, lo prevede l'articolo 120 della Costituzione, alle regioni nel caso in cui esse siano inadempienti rispetto ad obblighi europei o nel caso di cui vi sia un pregiudizio per i diritti civili e sociali, ad esempio. Generalmente l'esercizio del potere sostitutivo ha riguardato finora, nell'esperienza concreta, l'attività amministrativa di più basso cabotaggio, cioè non irrilevante, ma non si era mai ragionato di andare a sostituirsi ad un legislatore regionale, cioè è come se uno andasse a fare il mestiere del Consiglio regionale. Ed è proprio quello che è accaduto nei confronti della Regione Puglia. La Puglia non aveva introdotto nella sua legislazione, pur nell'imminenza delle elezioni del 2020, il meccanismo della preferenza di genere. Il governo è intervenuto, ha nominato un commissario ad acta nella figura del prefetto di Bari, con l'incarico di andare a fare una vera e propria ricognizione delle disposizioni legislative regionali incriminate, rettificandole e introducendo la preferenza di genere. Finora, insomma, nella casistica dei cosiddetti poteri sostitutivi è un esempio che per il momento è rimasto unico, e mi pare molto significativo che l'occasione dell'intervento sia stata rappresentata proprio da questo argomento e dalla necessità di difendere questi valori e questi principi. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, la professoressa Nunina ha ricordato i fatti di cronaca, insomma anche relativamente recenti. Oggi sostanzialmente la legge regionale prevede, diciamo, la cosiddetta quota di lista, quindi la quota del 60%, con però la necessità che l'ufficio centrale regionale escluda le liste circoscrizionali che non rispettino questa misura. Quindi non è una norma, almeno si può dire che non è una norma priva di sanzione, è una norma che comporta la sanzione anche dell'esclusione della lista, che è quella più radicale. Nei comuni il tema viene comunque affrontato dal legislatore con alcune differenze a seconda della popolazione del comune, perché è intuitivo che nei comuni più piccoli il rispetto delle quote può essere a volte più faticoso. Allora, nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti vi è una quota di lista, non più di 2/3 del genere più rappresentato, e vi è la possibilità di esprimere la preferenza di genere. Idem dicasi per i comuni maggiori, con alcune differenze sotto il profilo sanzionatorio, perché quando le liste sono composte in modo così sbagliato, che non conforme alla normativa, possono essere ridotte, diciamo, ridotte d'autorità, anche se nei comuni tra 5 e 15.000 abitanti non si può andare sotto il minimo. Però sotto questo profilo, cioè per quel che riguarda la legge elettorale per i comuni, per i consigli comunali, va segnalata l'ultima novità che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale di qualche mese fa, del marzo 2022 se non erro. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disciplina elettorale dei comuni piccoli, di quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, quantomeno nella parte in cui non sanzionano le liste di candidati che contengano la rappresentanza di un solo sesso, quindi o solo maschi o solo donne. E perché questo? Perché la Corte ha ritenuto che comunque la norma ci sia, manca la sanzione
e quindi ha ritenuto irragionevole che per i comuni tra 5 e 15.000 abitanti o sopra i 15.000 abitanti ci sia una sanzione che può comportare anche l'esclusione dalla lista, e invece per i comuni piccoli che non hanno una vera e propria quota ma hanno solo quel limite minimo negativo non vi fosse alcuna sanzione in caso di mancato rispetto della legge. E quindi la Corte in questo senso ha pronunciato una sentenza che in gergo si chiama additiva, cioè è come se avesse integrato la norma di legge, come se avesse aggiunto qualcosa. E anche qui c'è stato un certo sforzo argomentativo, perché l'aggiunta non era proprio così automatica, ma la Corte ha ritenuto di poter ricavare dal sistema un principio, dice una sanzione ci deve essere, in altri casi si può arrivare all'esclusione della lista, quindi se io integro questa normativa nella parte in cui debba anche prevedere l'esclusione della lista quando non si rispetta questa regola minima, non faccio nulla di stravagante, ma rimango sempre nei confini dell'ordinamento e però correggo una legge che presentava un vizio che era diventato evidente, determinando una sperequazione tra comuni grandi e comuni piccoli. Quindi la differenza nella disciplina rimane, perché le norme per i comuni più grandi sono più rigide, prevedono una quota maggiore, ma neppure nei comuni piccoli l'argomento può essere semplicemente trascurato. A livello europeo non sono, a dire il vero, moltissimi i paesi che hanno introdotto ex legge misure di questo tipo. Vi sono, almeno gli ultimi dati, 7 paesi che hanno introdotto quote legislative e anche nei quali però i partiti volontariamente nei loro statuti, nelle regole che presiedono alla selezione dei candidati, hanno introdotto il rispetto o meglio, la promozione della parità di genere. Vi sono poi 3 paesi che hanno introdotto solo quote legislative, molti altri che hanno quote cosiddette appunto volontarie, cioè rimesse ai singoli partiti, che potrebbero rispettarle come anche no, e 5 paesi che non prevedono strumenti di questo tipo. In Francia, ad esempio, ci sono delle norme sulla composizione delle liste, non tanto per quanto riguarda l'Assemblea nazionale, perché l'Assemblea nazionale è un sistema a collegi uninominali e non c'è una presentazione unitaria di candidati come avviene in Italia, quindi non c'è un vincolo, diciamo, di carattere nazionale. È chiaro che ci sono i partiti, ma tendenzialmente ragionano collegio per collegio. E però invece per quanto riguarda il Senato, nei casi, non tutti, in cui vi sono liste di candidati, qui ci sono delle misure che tutelano l'alternanza di genere. In Spagna idem, e lì è stata introdotta una percentuale. Quindi a livello europeo la legislazione italiana magari non sarà la più avanzata, ma è una tra le più attente alla risoluzione di queste problematiche. Aggiungo solo alcune cose per quanto concerne la composizione degli organi esecutivi. Perché? Perché su questo argomento c'è già tantissima giurisprudenza, cioè ci sono tantissime sentenze dei tribunali amministrativi regionali, del TAR e del Consiglio di Stato che in più occasioni hanno affrontato il problema. Anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2012, in questo caso si trattava di una giunta regionale, la regione Campania, che evidentemente su questo tema è un po' un laboratorio. Che cosa era successo? Lo Statuto regionale campano prevede che i componenti della giunta siano nominati nel rispetto del principio di equilibrio tra uomini e donne, si parla di equilibrio. Viene impugnata l'atto di nomina degli assessori perché non rispetta questo principio, il TAR dà ragione alle parti ricorrenti, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR, la Regione che cosa fa? Propone un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, cioè che cosa vuol dire? La Regione dice: tu Consiglio di Stato e prima ancora tu TAR ti sei intromesso in un ambito che è riservato alla discrezionalità politica del Presidente della Regione.
Il Presidente, sì, c'è questa indicazione in statuto, ma insomma cercherà di comporre la giunta regionale come riterrà opportuno e non può essere obbligato a fare salti mortali se non riesce ad assicurare una composizione equilibrata. E che cosa dice invece la Corte in questa sentenza? Dice che tale Consiglio di Stato essenzialmente hanno fatto il loro mestiere, quindi non hanno invaso l'ambito di attribuzione del potere politico. Perché? Perché la norma statutaria è una norma comunque che ha una sua forza, quindi non è un atto privo di efficacia giuridica, e quindi nel momento in cui si introduce con un provvedimento legislativo, insomma, o comunque con lo statuto, un principio, lo si incorpora, lo si recepisce, quel principio deve essere osservato anche in sede di nomina dei componenti della giunta comunale. E quindi è un principio giuridico e non è soltanto un manifesto politico. E quindi se ci si lamenta che non sia stato rispettato, si può ricorrere al giudice. Il giudice potrà dire che si ha ragione o si ha torto, ma questo è un altro discorso. Il ricorso contestava il fatto che addirittura un giudice potesse pronunciarsi, che è una cosa diversa. La Corte dice che il giudice può, e direi anche deve pronunciarsi se vi è domanda, se vi è ricorso, perché siamo nell'ambito del diritto. Ecco, per quanto concerne più specificamente le giunte comunali, vi è il cosiddetto, la quota diciamo del 40% nella composizione delle giunte. Quindi le giunte devono avere una composizione equilibrata e il 40% devo dire è una quota che a volte è difficile raggiungere. Abbiamo però ormai decine di sentenze, forse non saremo arrivati a 100, ma abbiamo sicuramente decine di sentenze di tribunali amministrativi e di Consiglio di Stato, i quali sono molto rigidi nell'ammettere eventuali eccezioni a questo principio. Cioè il sindaco di turno deve dimostrare, nel lessico della ricerca giuridica si direbbe di aver fatto una call, cioè di aver cercato, di aver fatto il possibile per coinvolgere potenziali assessori di entrambi i generi rispettando le quote. Se non riesce a dare evidenza di essersi sforzato, di aver fatto il possibile, allora la composizione della giunta è illegittima, quindi il provvedimento di nomina sarà annullato e quindi la giunta dovrà essere rifatta. E su questo ormai c'è parecchia giurisprudenza, diremo noi. Quindi, per concludere, direi che il panorama legislativo, sia per quanto attiene la materia elettorale stretta, sia forse per quanto attiene la legislazione di contorno, quella che rafforza anche le previsioni elettorali, sia per quanto attiene la composizione delle giunte, è particolarmente variegato, cioè non è che manchino gli strumenti. A volte, faccio una considerazione proprio finale di carattere generale, si tende a pretendere dalle leggi elettorali un qualcosa che esse non possono dare, cioè si rischia di confondere la causa con l'effetto. Si parla molto male per esempio di questa legge elettorale, però qualche volta mi viene anche da chiedere: ma tu o lei, se do da lei, che cosa vorresti? Cioè che cosa ti aspetti da una legge elettorale? Perché a volte poi discutendo viene fuori che in realtà quale che fosse il sistema adottato, quali che fossero le tecniche, difficilmente si arriverebbe ad un determinato risultato, perché i partiti hanno un determinato atteggiamento, perché gli elettori ne hanno un altro ancora, ma allora forse l'obiettivo deve essere un altro. Per quanto riguarda invece, direi, la salvaguardia del principio delle pari opportunità di genere, la legge elettorale sembra confermarsi come una sede idonea ad introdurre determinate misure e, ripeto, richiamandomi a quanto dicevo all'inizio, i dati più recenti segnalano comunque un miglioramento. Grazie. Grazie al professor Girotto per questa bella relazione così densa, nella quale però ci ha tracciato proprio quello che è il quadro attuale, anche come ci siamo arrivati, e dandoci anche il segnale, non ultimo chiaro, che in effetti questi meccanismi poi un impatto possono avere, no? Da quello che noi possiamo vedere. Aggiungo una piccola chiosa, non la faccio dopo,
quando il professore ricordava questo attivismo giurisprudenziale, è interessante anche qui ricordare che molto spesso queste cause che nascono, no, per contestare il mancato rispetto delle regole di cui si diceva, sono cause che nascono anche grazie all'intervento dell'associazionismo femminile, delle commissioni per le pari opportunità, delle consigliere di parità, che preso atto di una situazione la pongono sotto riflettore e poi valutano appunto di rivolgersi al giudice amministrativo. Alcune delle decisioni che appunto hanno svelato, no, questo tipo di meccanismi non corretti li dobbiamo proprio ad un attivismo femminile attento anche, no, a valutare poi l'applicazione della normativa all'atto delle elezioni o della composizione delle liste o della composizione, di parlavamo, proprio degli organi di governo. Abbiamo avuto un quadro giuridico, adesso nella seconda parte di questa sessione avremo un quadro sociologico, sociopolitico, perché la nostra relatrice, la professoressa Barbara Poggio, è professoressa ordinaria di sociologia dei processi economici del lavoro, non credo sia giusto il settore scientifico, ed è anche prorettrice alle politiche di equità e di diversità, quindi temi dell'inclusione, nell'Università di Trento, dove insegna. Con Barbara c'è una lunga consuetudine, le ho fatto vedere, ho portato qui come un libro da lei coordinato, nel quale ho scritto anch'io nel 2011, proprio per ricordare questi precedenti. Come studiosa si è occupata moltissimo naturalmente dei temi della parità di genere, dei temi dell'eguaglianza, con tantissimi scritti importanti su riviste, in lavori collettivi, in lavori di taglio monografico. Si è occupata anche però di temi che riguardano le fragilità, i soggetti più deboli, appunto il tema dell'inclusione sociale, ed è stata appunto una delle prime studiose a così accendere un riflettore sul tema della paternità e del lavoro, cioè il ruolo del padre, non solo quello della madre, la necessità di modificare l'ordinamento, introdurre delle misure anche a tutela dei padri lavoratori, che poi hanno portato agli esiti, no? Che proprio in questi ultimissimi anni abbiamo visto con l'adozione di una serie di provvedimenti che in effetti hanno esteso anche ai padri in modo un po' più ampio una serie di congedi, una serie di tutele, quindi un lavoro che è stato anche un lavoro di pressione un po' sul legislatore. E ricordo anche che a Trento da tanti anni è molto attivo un centro per gli studi di genere che organizza un convegno molto importante, il prossimo ogni 2 anni, di studi di genere interdisciplinare, il prossimo imminente credo, no? In autunno, ecco, a novembre, ed è un'occasione di incontro particolarmente preziosa proprio perché fin dall'inizio ha avuto un taglio interdisciplinare, quindi un confronto tra studiose e studiosi che operano nel campo della sociologia, del diritto, ma anche delle scienze umanistiche, degli studi umanistici, degli studi scientifici, quindi è veramente un momento molto importante di concentrarsi e confrontarsi su queste tematiche. La professoressa Poggio oggi pomeriggio ci parlerà della persistenza delle asimmetrie di genere nella partecipazione politica delle donne, quindi un taglio sicuramente di carattere sociopolitico e sociologico che penso si legherà benissimo a quanto abbiamo sentito finora sul quadro invece degli interventi strettamente normativi. Buon pomeriggio e grazie molte di questo invito, mi fa sempre piacere tornare a Udine e insomma anche molto contenta di essere introdotta con introduzione dalla professoressa Nonin. Allora, quello che vorrei fare in questo spazio è proprio ragionare intorno alla persistenza, che vuol dire c'è un cambiamento ma non è un cambiamento sufficiente, c'è sempre il rischio anche di tornare indietro, quindi un warning anche, no? rispetto al tema delle asimmetrie di genere nella partecipazione politica, quindi qui parliamo più che di rappresentazione, di rappresentanza, facendo riferimento a quanto si diceva prima. Sono molto contenta insomma dell'intervento anche che mi ha preceduto perché mi consente di andare più rapidamente anche su alcuni aspetti. Nella prima parte vorrei richiamare alcuni dati sono già stati richiamati, quindi da questo punto di vista insomma appunto potrò andare più veloce e dati appunto su come è cambiato nel tempo la partecipazione istituzionale delle donne nella politica, e poi nella parte conclusiva vorrei concentrarmi su quali sono le cause delle asimmetrie, soprattutto della persistenza delle asimmetrie, pur essendo molto cambiato lo scenario sociale più in generale anche rispetto ai temi della parità di genere,
e provare a chiudere proponendo anche alcune, insomma, facendo una piccola mappa di che cosa si può fare. Allora, intanto la premessa è che c'è sicuramente un problema di rappresentanza in Italia, è già stato detto, ed è un problema che non riguarda solo la sfera della politica, in realtà rispecchia un problema di equilibrio di genere, di parità più generale. Possiamo proprio dire che l'Italia non è un paese, un paese che brilla sul piano della parità tra donne e uomini, no? Il dato che spesso si cita è quello che non viene da una congregazione di femministe, ma viene insomma da un eminente soggetto internazionale che ogni anno produce, il World Economic Forum, che ogni anno produce questo indice, questo lavoro insomma più articolato, non è solo un indice, è un rapporto appunto che mette a confronto tutti i paesi del mondo in cui sono disponibili dati che possono essere comparabili, sono 154 mi pare nell'ultimo, e in questo rapporto l'Italia di solito non esce, da molti anni insomma non esce bene. Nell'ultimo rapporto pubblicato quest'estate l'Italia si colloca alla 63esima posizione, insomma, quindi uno dei paesi più industrializzati al mondo. Quando si guarda al tema delle pari opportunità in senso lato si trova nella 63esima posizione. Poi ci sono indici, questo indice è un indice sintetico che mette insieme ulteriori indici relativi a diversi ambiti. C'è anche l'ambito della politica e da qualche anno l'Italia è un po' cresciuta, è intorno nell'ultimo è la 40esima posizione, grazie anche all'introduzione di alcuni strumenti che hanno fatto sì che la presenza di donne, come vedremo e come è già stato detto, insomma, nel Parlamento in particolare, insomma, è aumentata in modo significativo comunque. Quindi questo è un riferimento che dobbiamo avere, insomma, non è solo un problema di politica ma un problema più generale. E allora, proprio ripercorrendo velocemente, perché siamo partiti da lì oggi anche, no? Dalle donne costituenti, dalle prime donne nella storia della nostra Repubblica, il 46 è stato detto, insomma, un anno fondamentale, e questa preoccupazione che le donne partecipassero o meno, le donne partecipano in massa, oltre l'89%, una cifra ovviamente altissima. Le prime elezioni, che sono elezioni amministrative, vengono elette circa 2000 candidate nei consigli comunali, in quel caso, in quel momento, in prevalenza nelle liste del PC. Lo dico perché poi guarderemo anche cosa succede nei diversi partiti, perché la partecipazione non è uniformemente distribuita, non lo era e non lo è, anche se qualcosa cambia, ecco. Alle elezioni per la Costituente appunto abbiamo 21 donne, sono il 3,8%, alle prime elezioni nel 48 vengono elette, sono 49, il 5%, e poi ci vogliono 30 anni per superare la soglia di 50, quindi i primi anni della Repubblica sono veramente pochissime le donne presenti, sono le eccezioni che confermano la regola in qualche misura, no? Ulteriori altri 30 anni per arrivare nel 2006 ad avere più di 150 donne, e poi un aumento significativo negli ultimi anni, dal 2006 al 2013 il numero raddoppia e si arriva a 300.000, insomma 299. Quindi vedete in questa curva appunto molti anni in qualche modo di scarsa presenza, di persistenza, poi qualcosa che finalmente cambia, ed è quel qualcosa che ha fatto migliorare la posizione delle donne nel report sul gender gap, appunto perché l'inserimento della normativa spinge, riesce a modificare. Allora, arrivando appunto alle ultime elezioni, in lista 4.327 donne, su 9.529 candidati, quindi avevamo il 45,4% delle candidature, proprio per la spinta che portava la normativa. Non sarebbe stata così se non ci fosse stato il vincolo. Vedete, le elette sono un po' meno delle candidate, no? Sono il 35%, che rappresenta una crescita rispetto alla legislatura precedente, che era il 30%. E qui abbiamo un cambiamento. Se andiamo a vedere i partiti, no? La percentuale più alta è nel Movimento 5 Stelle, 39%, che sbanca, vince tutto,
quindi copre tutte le posizioni di fatto che ha. Segue Forza Italia, 35%, terzo il PD che ha una tradizione, prima Partito Comunista, poi insomma nelle sue varie evoluzioni è sempre stato, insieme ai partiti di sinistra, quello con la presenza più alta di donne, ma quando i posti si riducono, di solito le donne sono anche quelle che ne fanno prima le spese. Quando c'è grande possibilità, grande spazio, riescono più o meno a entrare tutti, quando le posizioni si riducono, e questa è la preoccupazione per le elezioni imminenti anche, allora anche partiti insomma sensibili a questi temi in qualche misura fanno un passo indietro, perché le posizioni sono meno, insomma. L'altro tema, avete visto, un 45 si arriva al 35, perché è vero che abbiamo una legge che è tra le più avanzate in Europa, una legge che garantiva il 40% al sesso meno rappresentato, e le candidature sono state al 45%, ma c'è un gioco strategico dei partiti che mi aspetto, per certi, insomma, che in qualche misura abbiamo visto anche queste campagna, e di cui vedremo adesso poi gli esiti. Ma in quel caso cosa fanno? Le donne hanno messo le capoliste laddove c'era più probabilità di insuccesso, quindi le hanno messe, però laddove abbiamo visto tutto il dibattito anche in queste elezioni, insomma, dove appunto abbiamo meno posti, sull'importanza dei collegi, non su come i capi partito possono decidere di fatto mettendo le persone che sono state messe in collegi di territori a cui non appartenevano, perché c'è una strategia importante da questo punto di vista, no? E in quel caso le donne sono state messe, ma laddove c'era più probabilità di insuccesso, oppure si è giocato con il fenomeno delle pluricandidature. Sono state messe capoliste donne in più liste in collegi con maggiori possibilità di vittoria, in alcuni casi a garanzia però della vittoria degli uomini, perché si sapeva che magari avrebbero vinto da una parte e il secondo sarebbe stato un uomo da quella parte. L'unico che non ha fatto giochi di questo tipo, l'hanno fatti tutti, è stato il Movimento 5 Stelle, perché aveva questa modalità di scelta del personale molto, molto particolare, certo, e poi appunto negli esiti, avendo sbancato, comunque ha avuto, dicevo prima, successo. Quindi questo per dire le elezioni, no? Se andiamo a vedere poi alle posizioni istituzionali che vengono incaricate, insomma, qui vediamo che la situazione è ancora peggiore, no? Perché lo sappiamo, insomma, più in alto si va, più la possibilità di accedere alle posizioni decisionali si riduce, quindi insomma 1550 incarichi da ministro nella storia, 83 donne, il 5%, la prima Angela Maria Guidi Cingolani nel 51 e poi Tina Anselmi 25 anni dopo. Nella gran parte dei casi, se andiamo a vedere appunto questi ministeri, sono quasi sempre, tranne in pochi casi, ministeri non strategici. Tina Anselmi fu un'eccezione da questo punto di vista, e spesso senza soldi, senza portafoglio, e che vertono su tematiche tipicamente femminili, l'ambito sociale, l'ambito educativo, l'ambito sanitario. Mai nell'economia, solo una, Paola De Micheli, nel precedente governo, alle infrastrutture. Nella storia della Repubblica un solo governo con un'uguale presenza di donne e uomini fu il governo Renzi, peraltro solo all'avvio, perché poi con l'uscita delle donne presenti subentrò un altro uomo, quindi non ci fu neanche l'attenzione di mantenerlo. Nessuna Presidente del Consiglio si sta ragionando, insomma, forse ci sarà una novità la settimana prossima, su questo se volete si può anche poi tornare a parlare. 3 donne Presidenti della Camera, una sola del Senato, insomma, quindi una situazione fortemente asimmetrica. Qui soltanto a colpo d'occhio, insomma, ministre in giallo, sottosegretari in rosso, viceministre in verde. Vedete appunto linee, insomma, piatte molto all'inizio, è qualcosa che cresce dopo, ma comunque resta vasto, perché stiamo intorno al 14%, e questa è proprio invece una focalizzazione sugli ultimi ministeri, con le ministre e in generale le donne nel governo, in posizioni di governo, sottogoverno. E qui vedete appunto il picco di Renzi, e poi si scende intorno a 33, si resta tra le parti.
Anche qui colpo d'occhio, questo è sbagliato, non mi sono questo era il primo governo Conte, e a colpo d'occhio insomma vediamo uomini e donne senza fare dei numeri. Governo Conte 2 migliora un po', e questo è il governo Draghi, 23 ministri, 8 donne, sono il 35%, più o meno siamo uguali all'ultimo, 41 sottosegretari e viceministri, di cui 18 donne, 44%. Se andiamo a livello locale, è appena stato detto, quindi non richiamo solo alcuni dati. Il dato più impressionante sono quelli sulle presidenti di regione, 272, le donne sono state solo 9, 3%, sono 13 regioni che mai hanno visto una donna al governo, e le regioni più virtuose sono quelle tradizionalmente di sinistra, insomma, con una tradizione anche di partecipazione delle donne al governo alla politica femminile, alla politica, e sono Emilia Romagna e Toscana. Le sindache sono 1086, la stragrande maggioranza guidano comuni piccoli. Anche qui differenze territoriali, e l'altro buco nero, insomma, è quello della governance di partito. Sono pochissime nella storia italiana le donne che hanno guidato segreteria di partiti, attualmente sono 2, Meloni e Bonino. Giusto, grazie, già non avevo aggiornato la regione. Presenza, c'è una crescente però presenza, diciamo, nella base, che è una presenza poco riconosciuta, spesso con ruoli di servizio, e un segnale interessante è quello della crescita dell'attivismo politico delle donne, spesso fuori dalla politica istituzionale. Grandi manifestazioni, tanto non solo in Italia, anche direi nel resto del mondo, le manifestazioni più significative, pensate anche nei paesi come adesso appunto l'Iran, le più grandi manifestazioni di protesta sono spesso manifestazioni legate ai diritti delle donne o guidati da donne. E questo appunto è un segnale interessante. L'altro, visto che insomma è recente anche l'elezione della Presidenza della Repubblica, 2 parole solo su questo, anche qui c'è stato appunto un dibattito anche imbarazzante per certi passaggi sulla Presidente, purché sia donna, insomma, quando non ci credeva di fatto nessuno. Qui è interessante forse andare a vedere poi chi vota il Presidente o la Presidente, e qui abbiamo insomma ovviamente tutti e tutte le deputate e deputati, insomma, quindi siamo intorno al 35%, e se andiamo a vedere chi si aggiunge tra gli elettori, i grandi elettori dei consigli regionali, le donne sono solo il 10%, erano soltanto 6, 3 del PD, una del Movimento 5 Stelle, una di Forza Italia e una della Lega. Così abbiamo anche questo quadro. Okay. Per guardare fuori, non è che la situazione sia tanto migliore. Noi, dicevo prima, per esempio, rispetto al dato del World Economic Forum siamo al 40° posto, perché c'è uno scenario che è complessivamente problematico, no? Se poi andiamo a vedere il dato assoluto, insomma, su cui siamo misurati, non relativo, è dato comunque problematico, perché anche gli altri paesi, a parte i paesi del nord Europa, non sono così virtuosi dal punto di vista della politica. La politica e il mondo accademico sono tra i settori che anche in paesi più avanzati faticano di più a cambiare. Quindi nel mondo, su 193 paesi, solo 12 hanno una donna come capo di governo, la media dei parlamentari, vedete, è persino più bassa di quella italiana, 5 su 27 le donne a capo degli attuali esecutivi, adesso è con la Svezia che è venuta meno, sono meno, e poi ci sono alcuni paesi che hanno una presenza significativa di donne
dentro il governo, la Svezia e la Finlandia in particolare, e le altre invece sono messe peggio. La cosa interessante è che però in Europa sono le due figure insomma, principali alla guida sono donne, l'altro così focalizzazione sugli Stati Uniti, che non ha una situazione, soprattutto negli anni scorsi, insomma, brillante dal punto di vista della parità di genere, anche per la modalità, le caratteristiche particolari dei sistemi elettorali e dei percorsi elettorali. Anche qui vediamo però negli ultimi anni una novità, quindi le ultime elezioni, le midterm e poi le ultime, hanno visto una crescita significativa in termini relativi della presenza femminile e donne in particolare nell'ambito del Partito Democratico e molte donne di minoranze, quindi per la prima volta anche, oltre ad esserci una presenza maggiore di donne, si è vista una presenza di donne di varie minoranze del paese. Questo è un altro fenomeno interessante. Altro fenomeno interessante che richiamo, ed è stato uno dei motivi anche di questa campagna elettorale, è il fatto che le donne in posizioni di leadership sono molto più presenti nei partiti di destra, non solo in Italia ma insomma in Europa soprattutto, e qui si apre una riflessione che, se volete, si può magari riprendere, perché ormai c'è una certa letteratura che si occupa di questo aspetto e che sembra appunto paradossale, no? Perché non sono i partiti che tradizionalmente hanno sostenuto la presenza femminile, eppure oggi dalla Gran Bretagna appunto all'Italia, alla Francia, si vedono figure o già in posizioni di leadership o insomma che probabilmente ce l'avranno, e vengono da questi partiti, e qui insomma sono molte le riflessioni che vengono fatte e ci sono diversi temi, tra cui il fatto che sono in qualche modo viste come più legittimanti per partiti che appunto tradizionalmente sono stati più maschilisti, quindi avere un volto femminile può dare un senso anche di cambiamento. Spesso sono più realiste del re dal punto di vista dei diritti e delle pari opportunità, nel senso che proprio nel presentarsi, pensate appunto Giorgia Meloni, insomma, iniziano di solito sottolineando una totale fedeltà al modello tradizionale: sono una donna, sono una madre, e a volte hanno anche posizioni come la prima ministra inglese estremiste dal punto di vista dell'essere conservatrici, no? E anche di portare avanti tutta una serie di elementi, quindi è molto così come è stata Thatcher appunto, quindi c'è un dibattito molto interessante, e questo è un tema che per chi studia questi argomenti è sicuramente un tema molto attuale. Allora, quali sono le cause della simmetria che abbiamo visto e che cosa si possono fare? Queste sono le due cose che vorrei dire in quest'ultima parte. Allora, se guardiamo le cause, possiamo distinguere tra due tipi di fattori che possiamo definire più strutturali, no? Più oggettivi, più legati a dimensioni anche istituzionali o storiche, e dall'altra parte invece fattori di tipo culturale. Allora, i fattori strutturali, appunto, c'è un gap storico, senza dubbio, ve l'ho appena raccontato, però non è l'unica ragione, perché spesso c'è chi dice che il problema è che appunto le donne non c'erano e basta aspettare naturalmente il corso degli eventi e ci saranno. Non è vero, si può, e in alcuni casi si è visto, si può tornare indietro, quindi non è solo una questione di sviluppo storico naturale, ma c'è qualcos'altro. C'è un problema di contesto, l'ho detto all'inizio, no? È una punta di iceberg quella della politica, ma c'è un contesto fortemente squilibrato, soprattutto nel contesto socio-economico, che è quello che poi mette a disposizione le figure che poi, se non andranno in Parlamento, andranno a governare, no? Perché? Perché spesso ciò che importa per accedere alla politica, soprattutto alle posizioni più alte della politica, bisogna essere parte di network, parte di reti. Quando si deve chiamare una persona si pensa a chi si conosce, a chi si è visto, no? Quindi le donne sono meno presenti nei network
quelli che alcune autrici insomma, chiamavano gli old boys network, no? Dei vecchi ragazzi, e fanno più fatica ad entrarci. C'è un problema legato alla le donne sono meno presenti anche nella base dei partiti, e quando ci sono spesso hanno ruoli di servizio, in alcuni partiti più che in altri, bisogna dire, insomma, alcune ricerche ce lo dicono. Avere ruoli di servizio vuol dire fare attività proprio organizzative. C'è una bella etnografia di Lisa Bellè che ha studiato per esempio la Lega in Veneto e in Lombardia, e ricostruisce questo ruolo di molte donne che organizzano le feste, fanno le cene, preparano i pasti, si prendono cura, no? Delle persone del partito, ma non hanno nessuna possibilità, ambizione di arrivare in altre posizioni. E un altro problema strutturale naturalmente è la divisione asimmetrica dei carichi domestici e familiari, che è un problema per l'accesso al lavoro, soprattutto per le carriere lavorative, non tanto per l'accesso ma per le carriere, sicuramente anche per l'accesso, ma sicuramente per le carriere, perché per le donne la partecipazione politica è non la seconda presenza ma la terza, no? Appunto, prima c'è il lavoro e la famiglia, e poi nello spazio, nel tempo che resta, si può fare la politica, che di solito viene fatta in tempi che non sono adatti per la conciliazione, quindi c'è anche questo problema strutturale. E poi c'è questo effetto cosiddetto token, per cui le donne sono anche spesso, essendo meno, rappresentanti di tutta la categoria, quindi si concentra su di loro una pressione, pensate ai discorsi d'odio, anche insomma delle aspettative molto più alte, per cui si dice che devono dimostrare anche di più, no? rispetto agli uomini. Dall'altra parte ci sono, questi tre c'erano naturalmente insomma, i fattori culturali, e c'è il problema macro, secondo me quello più grande di tutti, poi il tema della socializzazione di genere, che vede tradizionalmente il pubblico come ambito maschile e il privato come ambito femminile, e la politica è il top diciamo del pubblico. C'è una questione legata alla percezione che spesso le donne hanno della politica come qualcosa, per i linguaggi, per le modalità, per le pratiche, distante da loro, quindi la politica come un contesto alieno, distante dalla quotidianità. Una volta io insomma un po' di ricerche su questo ambito l'ho fatto, ho intervistato persone che avevano posizioni di rilievo magari nell'associazionismo, nelle realtà organizzative locali, però quando chiedevi perché non la politica, no, perché la politica è un'altra cosa, no? A me piace essere utile, a me piace lavorare, a me piace mettermi a servizio, la politica fa altro, ok? C'è un tema legato alle culture organizzative dei partiti. I partiti sono, così come i sindacati, così come altri contesti, sono organizzazioni maschili, da sempre appunto fatte prevalentemente di uomini, e che hanno pratiche maschili, no? Le priorità, i tempi, le simbologie che vengono usate all'interno dei partiti, no? Quindi c'è un modello che fa percepire alle donne ancora una volta una distanza, no? E i partiti si investono poco da questo punto di vista, lo fanno spesso soltanto in periodi elettorali in cui vanno magari a cercare le donne perché hanno bisogno di riempire le liste, no? In una ricerca che avevo fatto qualche anno fa in cui intervistavo i segretari, ne ricordo uno che diceva: ma no, noi le donne cerchiamo, io vado con la pistola alla tempia tutte le volte che ci sono le elezioni a cercarle e loro non vogliono esserci, no? E già la pistola alla tempia è impressionante, ma se tu le vai a cercare solo quando le devi mettere in lista e poi non investi su di loro nella campagna, peraltro, è chiaro che insomma le persone capiscono che, o c'è chi ci mette la madre, la sorella, le zie, no? Perché appunto non c'è una consapevolezza, un'attenzione rispetto a questo. E le rappresentazioni mediatiche, le donne, i dati sulle rappresentazioni delle donne anche oggi ci dicono che sono fortemente sottorappresentate. Poi c'è tutto il tema, credo se ne parlerà dopo, ma giusto nominarlo, delle campagne d'odio. Sappiamo che le campagne d'odio mediatiche riguardano soprattutto le donne, o comunque le donne sono una delle categorie più odiate, ma se andiamo a vedere quali donne, sono le donne in politica soprattutto. Citavate prima Boldrini,
anche Meloni, anche insomma quando le donne prendono voce pubblica sono più facilmente oggetto d'odio. E vado a chiudere sull'ultimo appunto, che cosa possiamo fare, no? Allora, il che cosa possiamo fare spesso si costruisce sulla base di quali sono le spiegazioni, no? Le politiche si basano sempre sulla lettura della realtà, quindi se abbiamo detto ci sono fattori strutturali e culturali, dobbiamo intervenire su entrambi questi ambiti. Questo è un tema complesso, non ha una sola soluzione, bisogna fare azioni complesse, mettere in gioco più leve. Quindi interventi strutturali cosa sono? Vincoli normative su liste, ne abbiamo parlato ampiamente prima, insomma i sistemi di voto e tutte le cose che abbiamo detto, il tema della riduzione dei fondi, toccare su leve sensibili, e però non solo la legge, anche accertarsi che poi la legge venga ovviamente applicata, riduzione dei fondi a partiti non virtuosi. Abbiamo detto che il tema della conciliazione è un tema importante perché, per esempio a livello locale, non lavorare sulla conciliazione, favorire la conciliazione di chi ricopre cariche politiche, non solo le donne e uomini, ok? E poi ci possono essere attività, iniziative formative. Corsi di donne politiche e istituzioni hanno fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista. Noi negli anni scorsi a Trento abbiamo provato a fare dei corsi per sostenere la costruzione di una campagna elettorale per le elezioni locali, eravamo un po' indecisi, volevamo solo per le donne, ma ci sembrava che dire, come nei DP insomma in passato, solo per le donne in qualche modo facesse passare l'idea che sono solo le donne a averne bisogno, e noi non pensiamo che le donne ne abbiano più bisogno, però volevamo sostenere soprattutto le donne. Allora abbiamo fatto un accesso in maniera inversamente proporzionale alla presenza nel Consiglio provinciale, e questo è venuto bene perché c'era uno squilibrio molto forte, quindi avevamo pochissimi uomini, più donne, e ha funzionato. Interventi culturali, bisogna lavorare tanto con le giovani generazioni, che saranno, pare, adesso vedremo, però insomma anche i grandi e le grandi astenute di queste elezioni, bisogna iniziare presto, nelle scuole, progetti che facciano fare dibattito pubblico, che facciano prendere voce alle ragazze che fanno sempre più fatica a prenderlo. Possono esserci attività per esempio di alternanza scuola-lavoro mirate allo stimolare la partecipazione femminile, si può lavorare nelle università. Si può lavorare sulla consapevolezza delle insegnanti e degli insegnanti, proprio perché ci sia un'attenzione a gestire le relazioni di genere in modo paritario, e appunto a volte ci sono gli stereotipi sono inconsci, no? E spesso gli insegnanti e le insegnanti non si accorgono di rivolgersi in modo diverso ai ragazzi e alle ragazze, dare diversamente voce. Questo quindi è un altro aspetto su cui si può lavorare. Fondamentale il tema dei modelli di ruolo e delle rappresentazioni mediatiche, anche nella televisione, nella maggior parte dei programmi, soprattutto i programmi che i giovani ancora guardano, non la guardano più tanto la televisione, insomma, quando la guardano magari guardano più programmi di intrattenimento, e spesso c'è una divisione molto forte sui ruoli che vengono attribuiti a donne e uomini, o sulle aspettative che vengono trasmesse, in particolare nella TV italiana. Direi che da questo punto di vista è abbastanza indietro. Il linguaggio, se ne parlava prima, la cittadinanza simbolica, le parole costruiscono, e chiudo sugli interventi sulle culture organizzative dei partiti. Abbiamo detto un problema importante è quello dei partiti, sulle culture dei partiti bisognerebbe lavorare. Dovrebbero farlo soprattutto quei partiti che ritengono che la parità sia una questione importante. Non tutti lo ritengono allo stesso modo, c'è qualcuno che ha anche una tradizione storica da questo punto di vista, ma che un lavoro all'interno dei partiti, all'interno delle proprie organizzazioni, non l'ha mai fatto, e che tende a riprodurre comunque tutta una serie di ambivalenze, ecco, da questo punto di vista. Ok, bene, mi fermerei qui. Grazie alla professoressa Poggio, direi che siamo rimaste benissimo nei tempi un po' che erano previsti. Non aggiungo altro, se non mi è fatto molto piacere che siano stati ricordati i corsi Donne, Politica e Istituzioni,
ormai sono passati oltre 15 anni, sono una ventina d'anni dai primi corsi, anche le università di Trieste e di Udine sono state protagoniste importanti di quella stagione, e da quella stagione di confronto è gemmata poi da un lato, noi abbiamo visto anche sui territori alcune donne che poi concretamente, non impegnandosi in politica, sono entrate nei consigli, sono entrate proprio nella politica attiva, ma è gemmato anche una riflessione più generale, no? Nel cercare gli strumenti che anche tu proponevi, anche attraverso momenti di ricerca, di dibattito scientifico, di confronto comune. Ad esempio a Trieste questi corsi un po' sono stati il terreno fertile sul quale circa un paio d'anni fa è poi nato e si è costituito il centro interdisciplinare per gli studi di genere che abbiamo attivato da poco. Quindi grazie. E direi che possiamo chiudere questa sessione. Lascio subito il tavolo a Monica Emanuelli che introdurrà l'ultima parte del convegno. Grazie ancora. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio per l'invito gradito, ringrazio l'Ampi di Udine e se non ora quando per l'ospitalità all'Università degli Studi di Udine. Io personalmente non mi sono mai occupata di queste tematiche, l'ho fatto a livello storico e mi sono occupata di digitale a livello archivistico e ho accolto questa occasione per leggere un po', informarmi su cose di cui sentivo parlare ma che non avevo mai approfondito in maniera specifica. È stata per me, come spero per voi, anche l'occasione di soffermarsi e fermarsi a leggere, imparare e riflettere. E il caso che questo convegno sia proprio prima delle elezioni, secondo me, ha dato uno spunto ancora maggiore per una giornata che abbiamo sentito con interventi intensi, pieni di contenuti, articolati, si potrebbe dire anche complessi, che hanno lasciato molto a livello storico, hanno dato una traccia per il nostro presente, ma come abbiamo sentito anche nell'ultima relazione, sono importanti per il futuro, per le giovani generazioni, per le generazioni che in questo momento sono più disorientate di noi, perché anche le generazioni che hanno vissuto i partiti, io li ho colti nei loro ultimi respiri, diciamo, i partiti tradizionali della Prima Repubblica. Ho seguito la parte politica della seconda, sta cambiando tutto, lo sta cambiando tutto e in questa terza sessione che è dedicata al digitale ci dà una lettura nuova, diversa e che anche le nostre generazioni, quelle abituate che sanno che cosa significa partito, che sanno cosa significa militare all'interno di un partito, credo che approcciandosi al digitale debbano completamente rivedere le proprie posizioni. Io mi sono trovata in questa condizione, a dire la verità. Ho letto articoli di giornale che mi sono stati anche portati, devo ringraziare Roberta Corbellini e Rosanna Boratto che hanno ritagliato e mi hanno portato in istituto un po' di articoli dedicati proprio alla propaganda, al digitale e alle donne, e casualmente c'è una figura che è già stata ricordata in questi giorni, diciamo che è una notizia su cui si è parlato e di cui si continua a parlare e si continuerà a parlare anche dopo le elezioni, a prescindere, credo, dal risultato elettorale che ci possa piacere o meno. Altre figure però sono emerse nella presenza femminile nel digitale e nella politica, che è quello delle influencer, che non hanno formazione politica, secondo noi, secondo un pregiudizio, perché invece hanno dimostrato di essere a volte molto più efficaci degli uomini della politica. Arriviamo quindi al titolo
di questa terza sessione: istanze sociali, partecipazione e rappresentazione nello spazio del web. Qui abbiamo delle parole chiave fondamentali per quelle che saranno le relazioni dei nostri ospiti, che ringrazio ovviamente, il dottor Gabriele Giacomini, la dottoressa Giulia Blasi, che poi presenterò meglio nelle loro biografie, perché bisogna anche capire perché ci sono qui proprio loro, una rappresentanza di due generi diversi, il maschile e il femminile, ma anche due modi diversi ad approcciarsi all'argomento. Il dottor Giacomini con uno studio su queste tematiche e un approfondimento specifico sul digitale, Giulia Blasi invece si studia ma anche utilizza il mezzo per far comprendere, per creare coscienza politica, secondo me, soprattutto verso le donne. Mi sono anche chiesta quanto a livello scientifico e accademico fosse importante la tematica del digitale e dell'inclusione e della democrazia. Lo prendo in modo ampio perché le donne ci sono, ma ci sono anche gli uomini. I problemi che hanno le donne sono di partecipazione, di presenza, anche perché ci sono degli equilibri che insieme sono stati gestiti in modi particolari. Ecco, non credo che sia un caso, tutto succede per qualche ragione. Ieri in istituto mi è arrivata una rivista e appena l'ho vista ho detto: questa devo assolutamente portarla a casa. L'ho sfogliata, non ho potuto leggerla con attenzione, ma è l'ultimo numero della rivista Il Mulino, il terzo numero del 2022, e il titolo è Il nostro digitale quotidiano. In questo caso digitale sostituisce in maniera molto evidente il termine pane. E cosa significa questo? Che ormai dal mio punto di vista non siamo più in un periodo di transizione digitale, ormai siamo nel periodo della digitalizzazione, e quello che è fondamentale è che ognuno di noi capisca che ormai ha, volente o nolente, l'obbligo di sopperire, di seguire la propria cittadinanza digitale, e su questo poi i nostri relatori ci parleranno, perché a me, più che punti fermi, sinceramente gli approfondimenti che ho fatto, le cose che ho letto hanno creato solo una serie di punti interrogativi. Vorrei, così stemperiamo un attimo anche l'atmosfera, che è stata densissima di contenuti, e prima di lasciare la parola ai nostri relatori vorrei leggervi l'inizio di un articolo pubblicato proprio nel Mulino, che secondo me è identificativo, perché in molti di noi, secondo me, ci ritroveremo. Non tutti, ci ritroveremo in parte, ma questo mi permetterà di fare la domanda alla fine del mio brevissimo intervento ai nostri relatori, perché spero che sia poi lo stimolo e lo sprint per ascoltare che cosa hanno loro da raccontarci e da insegnarci dal punto di vista maschile, scientifico, dal punto di vista femminile e anche di diciamo azione diretta a coinvolgere le donne e ad insegnare, non in senso didattico, in senso buono, diciamo, del termine. Allora, è mattino e la giornata, scusate, gli autori sono due, Luca Barra e Laura Sartori. Il titolo è questo: l'infrastruttura che permea le nostre vite. Già, infrastruttura è un termine che forse per alcune generazioni ha un significato, per altre è un termine da vocabolario, forse anche da cercare. L'infrastruttura in questo caso è quello che supporta la quotidianità di ognuno di noi. Vediamo questa quotidianità che ci viene proposta, e anticipo già,
a livello monadico non si parla di una persona, si parla in modo molto egotico di un'unica persona, soggetto di questa avventura quotidiana, e non ha un'età identificabile e tantomeno ha un genere. Per questo, secondo me, un esempio perfetto per il nostro convegno, perché ognuno di noi, qui siamo la maggior parte donne, tra l'altro, secondo me in alcuni dei processi che vengono qui scritti si riconoscerà. Io in parte mi ci sono riconosciuta e poi ho pensato, ma chissà quanti come me si sentiranno un po' così. È mattino e la giornata di una persona non meglio identificata sta per avere inizio. A rompere il silenzio dopo il riposo è una sveglia digitale, collegata costantemente aggiornata all'ora esatta. O un cellulare debitamente impostato, cercato a tentoni nel buio per rinviare di qualche minuto il momento di alzarsi. Qui io mi ci riconosco proprio tantissimo. O ancora l'assistente personale digitale, Alexa di Amazon o Google Home, che alla sua voce artificiale aggiunge una selezione musicale, un notiziario, gli highlight della radio o della TV. Probabile che prima ancora di scendere dal letto questa persona afferri lo smartphone, controlli le notifiche che si sono via via accumulate nella notte, scorra tra sonno e veglia le timeline di Facebook, Instagram e Twitter, o apra qualche altra app per le notizie dai giornali, gli aggiornamenti di amici e conoscenti. Se l'abitazione ha qualche grado di applicazione della domotica, le tapparelle si apriranno automaticamente, il riscaldamento, l'aria condizionata saranno gestiti in base alle impostazioni, un'app apposita saprà cosa c'è in frigo per la colazione e magari potrà avviare la preparazione del caffè. Oltre a questa, le nostre giornate continuano con le app per vedere gli orari dei treni, con le app per fare richieste, ascoltiamo la musica su Spotify, ci colleghiamo in smartphone, usiamo le piattaforme per le riunioni, non vediamo più una TV con tubo catodico, vediamo la TV digitale. Molti si collegano ormai a RaiPlay, a Netflix, che sono anche queste delle applicazioni. Insomma, la nostra vita ormai è stata completamente cambiata. L'avvento del digitale ci ha dato, e qui arrivo e passerò quindi la parola ai nostri relatori, alla nostra relatrice, al nostro relatore, ci ha dato la illusione di vivere in un mondo completamente condiviso, paritario, perché pensiamo che sia così per tutti, e un mondo democratico. E io lascio così con questo spunto, ma è veramente così? La domanda ovviamente è retorica, si può sviluppare su due piani diversi, che sono forse anche due piani paralleli, che a volte si incontrano. Lascio quindi ora la parola al dottor Gabriele Giacomini, che è assegnista di ricerca al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Udine, membro del Laboratorio di Sociologia dell'Università di Udine, del Centro Studi in Etica e Politica dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile di Trieste. Segnalo solo due delle sue pubblicazioni perché sono particolarmente attinenti all'argomento che trattiamo oggi. Nel 2018 ha pubblicato Potere digitale, come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, e credo che ci siamo in pieno anche rispetto a quanto già vi ho proposto, mentre nel 2022, quindi fresco di stampa,
Io l'ho tradotto in italiano per non fare gaffe nella pronuncia inglese. Il difficile cammino verso la rivoluzione, resistere ai regimi autoritari nell'era della comunicazione digitale. E qui arriviamo, credo, anche a qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista femminile, perché vediamo che nelle rivoluzioni anche nei paesi medio orientali le donne non hanno un ruolo assolutamente marginale, anzi dovrei dire che molto spesso sono gli uomini che le seguono, quando in realtà il potere autartico dei paesi è poi realmente gestito dagli uomini, che hanno difficoltà a gestire queste donne. Lascio la parola al dottor Gabriele Giacomini. Se dico professore mi sgrida subito. Buon pomeriggio, grazie mille per il graditissimo invito, sono davvero onorato e ringrazio la dottoressa Emanueli per la gentilissima introduzione. Ecco, parlavi prima di punti fermi e punti di domanda, diciamo, l'obiettivo che mi propongo è quello di organizzare i punti di domanda, ecco, non tanto di porre punti fermi, ma di organizzare i punti di domanda, che fra l'altro è qualcosa di strettamente connesso alla mia formazione, che è filosofica, tipico dei filosofi, e far tante domande. Il tema che abbiamo concordato con le organizzatrici, che ringrazio di nuovo per l'invito, è rappresentanza femminile e comunicazione digitale, scenari fra promesse e realtà. Dunque, già dal titolo si capisce quello che è il campo di gioco. Ci sono due dimensioni fondamentali: quella dell'uguaglianza di genere nella partecipazione, che diciamo così è il motore per la rappresentanza, la partecipazione è ciò che trasferisce appunto, come dice il vostro sottotitolo, no? un diritto in una rappresentanza. La partecipazione ovviamente è un punto di vista fondamentale, poi come abbiamo visto ci sono tutte le possibili appunto applicazioni anche giuridiche, però insomma la partecipazione è proprio il motore. E il secondo punto è quella che è la struttura dell'interazione su internet, perché il modo in cui noi, uomini e donne, interagiamo su internet non è proprio lo stesso del modo in cui interagiamo offline poi da internet, anche se ovviamente il mondo è ibrido e l'online e l'offline sono strettamente connessi. Se mi dovessero chiedere di fare un'analisi dello studio della letteratura, stato dell'arte su questo tema, io negli ultimi periodi ovviamente ho scartabellato, cercato in archivi sia digitali sia no, e c'è molto poco. C'è tantissimo ovviamente sulla partecipazione femminile, abbiamo visto, questo convegno ovviamente è un brillantissimo esempio. C'è tantissimo anche sui media digitali e gli effetti che i media, sia mass media sia media digitali, hanno sull'universo femminile, sul rapporto fra uomini e donne, ovviamente. Pensiamo alle pubblicità, ai valori, no? Alla mascolinità, no? Spesso tossica, che soprattutto in passato, ancora adesso, tante comunicazioni, diciamo così, veicolano. Su questo c'è davvero tanto. Ecco, trovare qualcosa che invece intersechi queste due cose è un po' difficile, cioè la partecipazione politica in epoca digitale è poco praticata. Quindi c'è un ambito di ricerca poco definito, ma soprattutto la comunicazione digitale è in grande evoluzione. Quello che si poteva dire del digitale 10 anni fa non si può più dire adesso, probabilmente non si potrà più dire fra 10 anni. Quindi campo poco definito, pochi studi, molto movimento per rendere conto un po' tanti punti di domanda, quindi per organizzare un po' questo caos, diciamo così, il metodo degli scenari, fra cui tra l'altro a Trento c'è il professor Poli, che è un maestro, no, di anticipazione sociale, scenaristica, e il metodo dei scenari è particolarmente adeguato. Cosa sono gli scenari? Diciamo così, passiamo, forse con la mia relazione un po', partiamo dal passato e ci spingiamo il presente verso il futuro, perché ovviamente parliamo di tecnologie digitali, quindi è naturale, no? Porci anche, diciamo così, dal punto di vista del tempo in questa direzione. Gli scenari descrivono situazioni future possibili, devono fare diverse cose per essere dei buoni scenari, catturare un'ampia serie di opzioni, quindi destrutturano prima di ristrutturare in un certo senso, stimolano la riflessione sul futuro, scuotono la status quo, che è tendenzialmente conservatore,
sono utili quando la previsione in senso stretto, come in questo caso, è altamente incerta e inaffidabile. Sicuramente parlare del futuro in questo modo ci aiuta a ordinare il presente. Non predicono il futuro, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, ci mancherebbe altro, non capiamo pochissimo del passato, figuriamoci del presente e del futuro, ma però gli scenari esplorano molteplici futuri per ampliare la capacità di vedere il futuro. Come si fanno questi scenari? Si identificano le variabili in gioco del campo che si va ad affrontare e poi le si intersecano, vedremo dopo come si fa. Qual è la prima variabile? Beh, la prima variabile è ovviamente suggerita dal titolo, entrambe sono suggerite dal titolo in realtà. La prima variabile è l'uguaglianza o la disuguaglianza, soprattutto di genere, ovviamente in questo caso. Allora, nella storia della democrazia dei moderni, democrazie liberali, c'è un trend, che più che una variabile è un trend finora, che è la cosiddetta voracità del cittadino, chiamata così da un importantissimo teorico politico e sociologo, Ralph Dahrendorf, che descrive la progressiva estensione di diritti. Cioè, da quando c'è la democrazia dei moderni, effettivamente, diciamo così, è andata abbastanza bene, perché ci sono stati sempre più diritti, ovviamente le situazioni di ineguaglianza iniziali erano devastanti, però il progresso c'è stato tendenzialmente. Ci sono stati sempre più diritti, quindi non soltanto civili, ma anche politici, ma anche sociali, quindi sempre più diritti e sempre più applicati a sempre più persone, perché all'inizio i cittadini erano solo gli abitanti delle città, poi sono diventati anche gli abitanti della campagna, poi i cittadini di serie A erano soltanto gli uomini, o soltanto gli uomini ricchi, poi tutti gli uomini e poi, diciamo così, uomini e donne. Quindi negli ultimi secoli, ovviamente c'è tantissimo da fare, una marea, ma dal punto di vista storico non è andata male. C'è un trend che Dahrendorf chiama voracità del cittadino, il cittadino ha fame. Questo ovviamente è evidente nella storia, no? del suffragio prima ristretto maschile, poi universale, eccetera, eccetera. Ma questa è la promessa della democrazia soprattutto. Certo, come dicevo prima, il miglioramento c'è stato, ma è una promessa ancora da realizzare in fondo, totalmente. E poi c'è una realtà che ci ricorda, come avete detto giustamente voi, che l'uguaglianza non riguarda soltanto i diritti e i diritti formali che riguardano un certo numero di persone, riguarda anche poi le basi sociali e culturali in cui questa uguaglianza corre. E qua ci sono i problemi, e qua c'è la realtà della democrazia. Un'uguaglianza che non deve essere soltanto formale, ma anche sostanziale, e qua scopriamo tutti i dati di cui parlava giustamente la professoressa prima. Dal punto di vista del digitale, quindi passando dall'offline all'online, quando parliamo di uguaglianza e disuguaglianza, parliamo di digital divide, cioè il divario digitale. E anche qui c'è una promessa e una realtà, e la promessa è quella del primo internet, di internet come luogo libero, in cui tutti i nodi della rete sono uguali, siamo tutti uguali, il far west di internet, luoghi, praterie sterminate, in cui correre liberamente, in cui confrontarsi fra pari, ricorda veramente il far west, l'epopea del far west. Ognuno può facilmente, con grande comodità, grande distanza, posso parlare con un giapponese, con un americano, è vero, è verissimo. Però in realtà è soprattutto quando internet si è popolato e quando internet si è popolato si è stratificato, inevitabilmente. E quindi tutti i nodi non sono più uguali, anzi sono dei nodi giganteschi, pensiamo alle GAFAM, Google, Facebook, Amazon, eccetera, eccetera. Fra l'altro mi sembra che tutti gli amministratori delegati siano uomini di queste aziende, se non sbaglio. Giusto? Ma anche per ognuno di noi, per navigare e partecipare servono risorse di due tipi, e questo è il digital divide. Prime risorse, strumenti, devo avere PC, smartphone, eccetera, eccetera. All'inizio era un problema perché le tecnologie costavano molto, ora il problema si è un po' ridotto. Ma soprattutto bisogna di competenze. E più internet va avanti, è più difficile frequentare internet. Banalmente, io sono della generazione Facebook, sono altamente istruito, mi occupo di digitale, ma appena vado su Instagram non sono capace, mi rendo conto che è già un altro linguaggio. C'è la cosiddetta, ad esempio, elite della banda larga. Chi è dentro la banda larga è un'elite rispetto a chi è fuori. E quindi cosa è emerso? È emerso che questa promessa di internet si trasferisce poi in una situazione in cui il digital divide approfondisce le fratture di disuguaglianza già presenti.
cioè non abbiamo la società delle disuguaglianze. Bene, internet le replica e a volte potrebbe anche aumentarle. Dicevo prima ci sono pochi studi, ma io ho fatto una ricerca 2 anni fa con l'Istituto XE di Trieste, abbiamo fatto un'indagine sull'utilizzo di internet da parte degli italiani. 2 dati semplicissimi. Come vedete, lei utilizza internet almeno ogni ora, molte volte al giorno, eccetera, 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 mai il quadratino bianco, dettaglio per genere, uomini non utilizzano mai il 4% degli uomini, nel caso delle donne 18. 4, 8, 12, 16, quindi più di 4 volte. Fra l'altro, dicevo prima, il digital divide è simmetrico, non è simmetrico, ripercorre le disuguaglianze già presenti nella società. Guardate gli anziani, quindi donne anziani, vedete, sono quelli che navigano meno su internet, sono esclusi, sono fuori, non riescono ad entrare, non riescono a partecipare su internet, sono fuori. Quando, dicevi giustamente prima tu, internet è sempre più importante. Altra cosa, curiosa, dicevamo prima, no? Anche delle differenze culturali tradizionali. Guardate le attività, non so se si riesce a vedere, forse più no che sì, ma ad esempio gli uomini più delle donne fanno, spediscono, ricevono email, fare acquisti, quindi ambito economico, usare servizi bancari, economia ancora, poi politica, guardate, informarsi su questioni sociali e politiche, poi abbiamo usare servizi della pubblica amministrazione, leggere e scaricare giornali e riviste, lo fanno più gli uomini delle donne, dichiarano almeno di farlo più gli uomini delle donne, partecipano a piattaforme istituzionali più gli uomini che le donne, esprimono opinioni su questioni sociali e politiche più gli uomini che le donne, sottoscrivere petizioni online, partecipare a piattaforme online di partito. Questo lo fanno più gli uomini delle donne. Oggi su internet stiamo parlando, in questo caso di CEO, di amministratori delegati, stiamo parlando di noi, campione rappresentativo della popolazione italiana. Cosa fanno di più le donne? Utilizzano i social network, quindi relazioni, come diceva prima la professoressa, relazioni, social network e partecipare a comunità virtuali, cercano lavoro perché hanno un tasso ovviamente di lavoro più basso di maschi, quindi hanno bisogno di cercare lavoro, e cercano informazioni sanitarie, la cura. Vedete come su internet si ripercuote? Quindi internet nuova, progresso straordinario, e guardate come una semplice domanda al campione rappresentativo degli italiani, come le disuguaglianze si ripercuotono tali e quali. Il secondo polo della questione, della cosa di cui parliamo oggi, ovviamente è la comunicazione digitale, che come dicevo prima ha un modo di strutturarsi che è diverso dalla comunicazione tradizionale. Cosa succede su internet? C'è dialogo o c'è polarizzazione? È questo di cui si sta dibattendo molto negli ultimi anni anche nella comunità scientifica. Allora, il dialogo ovviamente è una caratteristica fondamentale della democrazia, non soltanto dal punto di vista fattuale, perché la democrazia è il luogo, diceva Popper, dove si ricambia il potere senza spargimento di sangue, quindi la violenza nuda e cruda viene sostituita di fatto dalla comunicazione, dallo scambio più o meno violento ovviamente di opinioni, punti di vista, eccetera, eccetera. Ma è anche un valore. Grandissimi filosofi politici del Novecento, tutti lo sottolineano. Berlino diceva che l'individuo deve essere libero, quindi deve esserci pluralismo di punti di vista, ma bisogna essere in grado di uscire da se stessi per comprendere le azioni degli altri. Rawls dice che ognuno ha i propri punti di vista, dottrine comprensive, le chiamano lui, ma però bisogna essere ragionevoli, bisogna mantenere una postura reciprocamente aperta e disponibile per continuare la cooperazione sociale. Per Hannah Arendt, grandissima filosofa, donna, nel Novecento, ogni individuo dovrebbe coltivare la libertà sia di azione e di pensiero, al netto di appartenenze, affiliazioni, credenze, c'è un in-between che deve rimanere sempre, anche se non la pensiamo diversamente. Quindi il dialogo, anche da questa normativa della buona democrazia, è importante. Ma cosa succede? In una società c'è un fenomeno di crescente polarizzazione. Dati, sono molto diffusi i dati sugli americani. Vedete, questa è la percentuale di intervistati fortemente in disaccordo col partito avversario negli Stati Uniti d'America. Nel 1994 il 15% dei democratici diceva che i repubblicani erano, diceva il peggio possibile diciamo così, dei repubblicani, e viceversa ovviamente, e nel 2014 siamo saliti quasi al 40%. Quindi c'è una forte polarizzazione che si vede benissimo in questo grafico. Quando ci viene proposta una scala di valori politici composta di elementi e li si sottopone agli elettori democratici e repubblicani negli Stati Uniti d'America,
Nel 94 gli elettori mediani democratici e repubblicani, vedete che sono molto vicini, cioè sono abbastanza vicini, certo sono distanti, i democratici sono a sinistra, i repubblicani sono a destra ovviamente, ma sono abbastanza vicini. Nel 2014 la distanza aumenta molto, questa è la polarizzazione della società, cioè le persone la pensano in maniera molto diversa e tendenzialmente tendono a condividerla solo con persone che la pensano come loro, ma questo soprattutto su internet lo vedremo dopo. In Italia, un dato dell'Istituto XE, nel 2019 si definivano di centro il 7,9% degli italiani, ora il 7,1%, negli anni 80 sarà stato il 15-20%. Okay? Quindi centro si assottiglia, crescono le aree estreme, temo soprattutto quella di destra rispetto a quella di sinistra, questa è la mia impressione. Ma questa polarizzazione che è nella società si trasferisce su internet. E come si trasferisce? Beh, ovviamente è abilitata da una tendenza psicologica nostra che ci portiamo indietro dalla savana, che è la tendenza all'omofilia, cioè tendenzialmente noi amiamo frequentare persone che la pensano in maniera simile. Questa è una tendenza umana trasversale, è collegata anche ad euristiche del sistema impulsivo del cervello, eccetera, eccetera. Il punto su internet è che sembra, c'è un dibattito in corso, ma molti studi segnalano che forse questa tendenza viene rafforzata tecnicamente online. Vi spiego brevemente. Soprattutto in un contesto di piattaforme digitali, le cosiddette GAFAM, le piattaforme hanno interesse a mantenere l'attenzione dell'utente, perché più la persona sta sulle piattaforme, più fa due cose: dà dati, e i dati sono l'oro delle piattaforme, e dà attenzione che può essere convertita in pubblicità. Quindi l'interesse commerciale delle piattaforme ovviamente è tenere incollato il più possibile l'utente alle piattaforme. Come faccio a tenere incollato l'utente alle piattaforme? Tendenzialmente, non solo, ma tendenzialmente offrendogli quello che gli piace. Perché se io amo il mare e Facebook mi proporrà Rovigno, Creta, Calabria, eccetera, eccetera. Se mi propone qualcosa di diverso, Cortina d'Ampezzo, non mi piace. Questo funziona benissimo a livello commerciale, perché appunto mi dà consigli molto utili, profilati e personalizzati. Il problema è quando si parla di politica, perché se io sono un Novax o se sono una persona favorevole ai vaccini, tenderò a vedere su internet cose che confermano la mia opinione, e così in moltissimi altri campi. Si riduce quelli che sono gli incontri casuali, che a volte danno fastidio, ma che in una democrazia che deve avere il valore del dialogo educano in qualche modo al dialogo, anche se dà fastidio. E a tutti questi fenomeni sono collegati dei fattori come l'echo chambers, filter bubble, fake news, ma insomma su questo andiamo più vicino. Si parla tanto di fake news, le fake news sono sempre esistite. Socrate è stato obbligato ad ammazzarsi per delle fake news, sostanzialmente, perché sono stato accusato di fake news. Sono sempre esistite, i sofisti erano degli esperti di fake news, ma sembra che le fake news nelle filter bubbles, nelle echo chambers digitali abbiano un successo strepitoso, e quindi è molto collegata anche il discorso d'odio, ovviamente, è molto collegata a questa polarizzazione online, in cui non abbiamo più una piazza, abbiamo tante piazzette, e le piazzette sono molto diverse dalle altre piazzette, ma sono omogenee al loro interno. Quindi ho il gruppo che la pensa in un certo modo, il gruppo che la pensa in un altro modo, e via via di seguito. C'è poco dialogo fra questi gruppi, c'è quello che io chiamo un incastellamento della sfera pubblica. Riassumendo e andando agli scenari, noi abbiamo questa questione che la partecipazione femminile, collegata ovviamente alla rappresentanza femminile nella comunicazione digitale, abbiamo due dimensioni: l'eguaglianza di genere nella partecipazione e la struttura dell'interazione sociale e politica su internet. Quali sono le due cose in estrema sintesi che ci interessano? La prima, che la partecipazione è cresciuta nella storia della democrazia, ma che su internet soprattutto c'è un problema di digital divide, di divario digitale, da non sottovalutare, assolutamente. E il secondo è che il dialogo è una pratica democratica, sì certo, è anche un valore normativo, ma il fenomeno della polarizzazione offline e anche online sta crescendo, non sta diminuendo, sta crescendo. Quindi sono due variabili. Intersecando queste due variabili emergono degli scenari a cui diamo un nome, e i nomi sono 4.
Il primo scenario, quindi cosa può accadere mescolando questi punti di domanda? In che direzione sconosciuta adesso, perché non sappiamo dove andremo, non lo possiamo sapere in maniera certa. Certo, possiamo credere di essere in un quadrante piuttosto che in un altro, ma non siamo proprio sicuri. Allora, dove potremmo andare? Allora, potremmo andare in uno scenario di progresso sinergico, in cui ho più uguaglianza di genere, quindi un trend verso la tendenza all'inclusione, e anche, vedete, andiamo verso il dialogo, quindi un orientamento al dialogo e alla stabilità. Possiamo avere un progresso dal punto di vista della rappresentanza, della partecipazione femminile, conflittuale, in cui abbiamo sì maggiore uguaglianza di genere, ma polarizzazione, quindi scontro, poca stabilità. Abbiamo invece, purtroppo, potremmo avere, non dovrei dire purtroppo, ovviamente tradisco i miei valori, ovviamente forse non dovrei farlo, però allora, abbiamo un'ipotesi di arretramento rassegnato, no? In cui abbiamo una tendenza alla disuguaglianza di genere, però non particolari conflitti, e invece l'opposto, un arretramento resistente, quindi si torna indietro per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, ma c'è una polarizzazione, quindi c'è qualcuno che resiste. Queste sono le 4 ipotesi. Affrontiamole una dietro l'altra. Nella prima parte parlo delle questioni in generale, e nella seconda parte, vedete, c'è uno spazio bianco, nella seconda parte più di internet, quindi della partecipazione online. Allora, in uno scenario di progresso sinergico, cosa succede? Succede che nella società e nella politica il ruolo delle donne viene sempre più riconosciuto, cresce, migliora. Il progresso quindi verso l'uguaglianza e l'inclusione delle donne continua senza strappi e interruzioni rilevanti, quindi va avanti con una certa, diciamo così, costanza. Sono sempre più le donne presenti in Parlamento, eccetera, eccetera. Questo processo è sostenuto trasversalmente nella società, perché siamo in un contesto di scenario di uguaglianza di genere e di dialogo. Quindi questo progresso è sostenuto da donne e uomini, da partiti di sinistra e destra, insomma c'è un certo consenso. Cosa significa questo su internet? Che parlavamo di digital divide, quindi significa che le donne partecipano su internet in maniera crescente, ampia, sempre più autonome e consapevoli. Questo sarebbe bene che lo facessero anche gli uomini, ovviamente. Le questioni femminili non vengono dibattute solo in gruppi ristretti, quindi non c'è l'eco chamber, cioè ci sono, ma sono deboli. Altamente, quindi non soltanto in contesti altamente socializzati l'impegno femminista, ma sono diffuse in tutta la rete. E quando ci sono conflitti online, questi sono molto rari. In genere si verifica un confronto sereno e costruttivo su come implementare il valore della partecipazione femminile nella politica e nell'economia. Questo è lo scenario, un possibile scenario di progresso sinergico. Certo, mette insieme forse gli aspetti più desiderabili, che sono il dialogo e sono appunto una maggiore uguaglianza di genere. Anche qui, di nuovo, parlo dei miei valori, non dovrei farlo, ma ci sta. Il secondo scenario è lo scenario di progresso conflittuale, quindi manteniamo il trend, diciamo così, della maggiore uguaglianza di genere, quindi di nuovo nella società e nella politica il ruolo delle donne è sempre più riconosciuto, il progresso verso l'uguaglianza e l'inclusione delle donne continua in maniera decisa, però in maniera conflittuale con qualche strappo. Fra l'altro, io non intendo, alcuni miei colleghi lo fanno, ma io non intendo il conflitto come qualcosa di necessariamente negativo, sia ben chiaro, anzi, il conflitto è la storia, no? Anche del Partito Socialista, le rivoluzioni, insomma, la rivoluzione francese, mostra chiaramente che il conflitto possa essere un motore di progresso sociale molto importante. Ma qui stiamo parlando di un tipo particolare di conflitto, di un tipo di conflitto polarizzato nel senso che si è tendenzialmente sordi alle opinioni diverse. Ecco. Questo ovviamente quando c'è conflitto è abbastanza naturale, però portato alle estreme conseguenze può essere un problema perché può frammentare la società ovviamente. Quindi in questo contesto il processo è sostenuto dalla maggioranza delle persone, però non in maniera trasversale come nel primo scenario. E quindi ad esempio sono gruppi di uomini che ad esempio si oppongono al processo in maniera più o meno esplicita, più o meno implicita,
che segnalano quelli che loro credono essere dei problemi, delle questioni inaccettabili, eccetera, eccetera. Anche alcuni partiti magari sono minoritari, perché il trend è quello della sempre più grande, diciamo così, parità, della sempre maggiore uguaglianza di genere, ma alcuni partiti minoritari mettono in discussione anche in maniera forte gli avanzamenti degli ultimi decenni. Su internet questo significa che di nuovo le donne partecipano su internet, quindi di più, quindi quel 18% di cui vedevamo prima si assottiglia, si riduce, e però le questioni femminili sono molto dibattute, in genere sono recepite positivamente, ma la diffusione del dibattito ha macchia di leopardo. Ci sono tante echo chamber, sono tante filter bubbles, alcuni gruppi di internet sono altamente attivi, ma dialogano proprio con altri gruppi. Questo dà instabilità, ovviamente. E i conflitti online sulle questioni femminili sono frequenti, è raro riuscire a parlare del tema in maniera serena e costruttiva. Questo, diciamo così, è il secondo scenario. Il terzo scenario, quello secondo me un po' più improbabile, è quello dell'arretramento rassegnato. Ci spostiamo da una direzione di un'ipotesi di crescente uguaglianza a un'ipotesi di recessione, di regresso, di negativo. Quindi nella società e nella politica il ruolo delle donne viene sempre più messo in discussione, ci sono forme nuove di emarginazione, dicevamo prima appunto che purtroppo le conquiste non sono mai date per scontate una volta per tutte, Lampi se lo ricorda, no? Su tutti i diritti, i valori civili e politici riguarda purtroppo tutto. Quindi il progresso verso l'uguaglianza e l'inclusione delle donne magari se non arretra si arresta, e questo accade anche lentamente, senza quasi che nessuno se ne accorga davvero, tutto sommato. Una cosa lenta, avete presente la rana nella padella? C'è un po' questo, no? Questa metafora della rana nella padella, che le cose cambiano così poco lentamente, ma che la rana si adegua sempre di più e non salta, e quando vuole di saltare purtroppo non ha più forza. Alcuni partiti, certo, continuano a sostenere le rivendicazioni egualitarie femministe, ma sono minoritari, lo fanno in maniera moderata, senza convinzione, non c'è forza. L'agenda setting segnala altre priorità. Online le nuove forme di diseguaglianze che ci sono nella società si ripercuotono in termini digitali, perché le donne partecipano su internet meno degli uomini, soprattutto in politica. Continua questo trend brutto, spiacevole, negativo dal punto di vista ideale e valoriale. Le questioni femminili sono poco dibattute in maniera anche trasversale, sia fra donne sia fra gli uomini, sia fra progressisti sia fra conservatori. Gruppi che una volta erano attivamente attivi si svuotano. Il dibattito sull'inclusione femminile viene trascurato, si ritiene in maniera diffusa che i temi urgenti siano altri. Questo è molto strano, molto improbabile ovviamente come scenario, almeno secondo me. Ma lo scenario da Cigno Nero, ad esempio, Cigno Nero sono quegli eventi che non ci aspettiamo, che a volte capitano. Pensiamo a cosa potrebbe succedere dopo una guerra nucleare. Chissà, le priorità potrebbero davvero diventare altre e potrebbe essere l'occasione per qualcuno per tornare indietro su certi diritti, non soltanto femminili, di tutti i tipi. È un cigno nero. L'ultimo scenario è quello del arretramento resistente, in cui c'è resistenza. Quindi, come quello prima, quindi il ruolo delle donne viene messo in discussione, sono nuove forme di emarginazione, il progresso verso l'uguaglianza dell'inclusione delle donne se non arretra si arresta, però ci sono gruppi minoritari, cittadine e cittadini che lottano e resistono, rivendicano le loro istanze di giustizia. Alcuni partiti anche sostengono le rivendicazioni egualitarie femministe, ma sono minoritari in paese e hanno opposizione in Parlamento. Online le nuove forme di disuguaglianza si ripercuotono anche qui sul digital divide, e le questioni femminili nello spazio pubblico, la questione della partecipazione, della rappresentanza sono poco dibattute, ma permangono su internet degli spazi fra le femministe talmente attivi che praticano forme di resistenza culturale e politica. Quando si interfacciano fuori dal loro gruppo, però, fanno molta fatica a porre le loro ragioni, spesso si innescano conflitti che tendono a tacitarle. Sono andato molto veloce, non so quanto si possa avere percepito, diciamo così, in questa velocità. Sono 4 scenari creati automaticamente in base alle premesse che avevamo fatto prima. Abbiamo fatto delle premesse appunto sull'uguaglianza e sulla struttura dell'informazione
del digitale, sono premesse ragionevoli, in cui c'è una letteratura consistente, automaticamente gli scenari trasformano queste premesse in delle possibili alternative. Ovviamente alcune sono molto desiderabili, altre sono molto spiacevoli, alcune sono più probabili, altre sono decisamente meno improbabili. Vado veloce perché la mia mezz'ora è scaduta. Ovviamente lo scenario futuro non è scritto, naturalmente, e dipende dai valori delle persone. Questo vorrei che fosse un messaggio in un contesto poco chiaro, come quello dell'impatto che avrà il digitale nella partecipazione femminile, nella rappresentanza femminile, che mi piacerebbe moltissimo dirvi che è scontato, ma purtroppo non lo è. Gli scenari ci ricordano appunto che non c'è nulla di prestabilito, non c'è una marcia trionfale del progresso, quasi no positivista, non ci sono le magnifiche sorti progressive che già Leopardi a suoi tempi irrideva. Insomma, non siamo tirati da una causa efficiente che ci succhia verso il progresso, ma siamo spinti da una causa efficiente. La causa efficiente siamo noi, dobbiamo deciderla noi, dobbiamo operarla noi con consapevolezza. Ecco che appunto i scenari servono semplicemente a chiarire le diverse ipotesi e a spingere l'individuo a scegliere con maggiore consapevolezza quello che ritengono essere lo scenario preferibile. Insomma, quello degli scenari è un appello in fondo alla responsabilità individuale e collettiva. La direzione in cui andremo dipende da noi. Spero di essere stato utile e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero, utile e molto chiaro, anche sintetico, e siamo rimasti nei tempi. E 3 cose mi hanno colpito in modo particolare della tua relazione. Un termine, mascolinità tossica, che mette proprio in evidenza come non sia il problema la mascolinità, ma quel tipo di mascolinità che non permette ad altri, ad altre di potersi esprimere e di partecipare non solo in forma democratica, ma proprio di partecipare. E la parentesi sulle fake news, di cui ultimamente si parla tantissimo, ma che io amplierei, perché non si tratta solo di fake news, ma anche a volte di vere e proprie manipolazioni che vanno oltre la notizia falsa e hanno ancora di più portano avanti ancora di più il tentativo di raggiungere alcuni obiettivi che chi riceve l'informazione generalmente non è in grado di discernere subito, e questa è la pericolosità di fake news, manipolazioni e di un utilizzo non preparato dei mezzi digitali, perché sul digitale ovviamente c'è poco controllo, le persone vengono mandate in quello che è ben definito un Far West, e per sopravvivere nel Far West si deve essere armati e un po' rivoluzionari nel proprio approccio. L'altra cosa molto interessante che è emersa dai dati che hai proposto sulle disuguaglianze, si vedono moltissimo le disuguaglianze tra l'utilizzo e l'obiettivo dell'utilizzo dei mezzi digitali fra uomini e donne, ma io ho notato un'altra cosa: in quelle differenze, in quegli accessi a internet, utilizzi delle donne, si sovrappone anche lo stereotipo. Uno degli esempi è quello della cura, come se le donne a un certo punto utilizzassero e fossero ingabbiate in quegli stereotipi che in molte cercano di combattere, ma che poi in poche realmente riescono a superare. Ecco, io mi fermo qui perché vorrei lasciare la parola a Giulia Blasi, che è scrittrice specializzata su temi legati al femminismo e alla condizione delle donne, quindi un interesse
vario e ampio su tutte le angolature su cui può essere vista la vita, la partecipazione sociale di una donna all'interno delle comunità e all'interno della cittadinanza. Dagli anni 2000 gestisce un blog che è ricchissimo, aggiornato e che offre numerosi spunti di riflessione, e vi consiglio, anche per chi non l'avesse ancora visto il suo sito, di andarlo a visitare. Non parla solo delle donne, ma parla anche della politica, della vita politica italiana in senso ampio, giuliablasi.it. Ricordo due delle sue pubblicazioni perché particolarmente interessanti per le tematiche che trattiamo: Manuale per le ragazze rivoluzionarie, perché il femminismo rende felici, che è un'analisi, credo, proprio sulla società patriarcale, e poi Rivoluzione Z, diventare adulti migliori con il femminismo. Quindi anche un manuale da utilizzare, e da utilizzare anche come donne, per cercare di vivere bene e superare anche gli ostacoli che si trovano nella società. Lascio a lei la parola con il titolo del suo intervento, che è non casualmente una domanda: lo spazio online è davvero paritario? Grazie per l'invito, sono molto felice di essere l'ultima perché posso approfittare di tutti gli interventi, le cose su cui mi sono presa degli appunti. In particolare l'intervento di Gabriele è molto utile per me perché mi ha alzato una serie di cose che mi servono per portare avanti il mio discorso. Lo spazio online è veramente paritario? Ovviamente di solito noi lo sappiamo, quando un intervento inizia con una domanda la risposta è generalmente no. E anche in questo caso noi possiamo dire tranquillamente che lo spazio non lo è. Vi faccio un esempio banale che mi serve per farvi capire qual è veramente il problema. Mentre mi stavo preparando prima, stavo prendendo degli appunti e sono andata a cercarmi la data di una cosa che è successa qualche anno fa. Timnit Gebru, che era e tuttora una studiosa di algoritmi, una tecnica essenzialmente, una di quelle che scrivono letteralmente le applicazioni e l'intelligenza artificiale su cui si basa moltissima della nostra vita in rete. A un certo punto Timnit Gebru segnala a Google che la sua intelligenza artificiale potrebbe avere dei problemi di razzismo. Lei è di origine etiope, se non sbaglio, e quando segnala questa cosa a Google viene licenziata. Ecco, io sono andata a cercare quando è successa questa cosa nel 2020 e ho trovato la traduzione fatta da Google, guarda, non a caso, della sua pagina Wikipedia, che è in inglese. Ve la leggo. Timnit Gebru è uno scienziato informatico americano. Quindi nella traduzione di Google automaticamente questa scienziata informatica americana diventa uno scienziato informatico americano. Ha perso il suo genere. Questo vale per il 100% delle pagine di Wikipedia che vengono tradotte automaticamente da Google. La nostra lingua, qualunque sia il genere della persona nella lingua originale, la traduce con il maschile e quindi cambia, annulla i femminili professionali soprattutto. Quindi la rete è paritaria? No, perché la rete non è uno spazio neutro. La nostra infrastruttura, gli algoritmi, tutto quello su cui noi basiamo il funzionamento della nostra vita quotidiana è scritto da qualcuno, e ci sono molteplici studi che dimostrano, diciamo che questo di Timnit Gebru è il caso eclatante sia in quello che le è successo, sia nella traduzione automatica di Google, di Wikipedia fatta da Google. Qualcuno scrive queste applicazioni e chi le scrive ha un'ottica di genere. Quasi sempre, per la questione nota della marginalizzazione delle donne in ambito STEM, quindi nell'ambito scientifico e anche della programmazione, chi scrive queste applicazioni sono uomini. Generalmente sono uomini bianchi, generalmente sono uomini bianchi eterosessuali cisgender, che per chi non avesse contezza del termine indica le persone che nascono riconoscendosi nel genere di assegnazione alla nascita. Quindi chiunque di noi sia nata donna in un corpo che riconosce come femminile e è stata assegnata femmina alla nascita è una persona cisgender.
Se non ti riconosci nel tuo corpo o comunque trovi che l'assegnazione del genere che ti è stata fatta alla nascita non sia accurata, sei una persona trans o non binaria. Perché dico tutto questo? Perché se la domanda è la rete è uno spazio paritario, il problema che abbiamo è anche di stabilire che cosa significa paritario, perché nella nostra testa paritario significa 50-50, ma noi sappiamo benissimo che gli uomini che scrivono gli algoritmi, gli uomini che dirigono i partiti, gli uomini che dirigono le aziende, gli uomini che dirigono le università, gli uomini che dirigono qualunque cosa, sono una minoranza nel nostro mondo. Però quando noi facciamo le parti, tagliamo sempre fuori una parte, oppure c'è una parte che è molto bene rappresentata e poi tutte le altre parti, tutte le altre identità, tutte le altre soggettività si schiacciano nell'altro ideale 50%, che poi non è mai un 50% quando va bene è il 20%. Quindi abbiamo un problema enorme di rete scritta da persone che comunque hanno un'ottica di genere anche se non la riconoscono, perché socialmente abbiamo un problema enorme a far riconoscere agli uomini la loro identità di genere. Non sono un genere, io sono una persona, ti risponderà la stragrande maggioranza degli uomini eterocis, mentre il genere sono le donne o comunque altre soggettività, il gender come si chiama ultimamente. Quindi lo spazio è paritario, no, ma comunque il concetto ormai è diventato inadeguato, perché noi più che di parità dovremmo cominciare a parlare di adeguato accesso, adeguata rappresentazione, proporzionale eventualmente rappresentazione, anche se la proporzionalità non è sempre la chiave, perché il problema è che spesso chi ha più bisogno di essere rappresentato sono proprio le persone che stanno nelle minoranze e che quindi hanno bisogno che la loro voce arrivi lì dove può contare qualcosa. Quindi la rete ha problemi di accesso, come diceva giustamente Gabriele, che non sono soltanto questioni di infrastruttura, questioni di device, di costo di device. Ovviamente i cellulari costano sempre meno, ma già se tu vuoi diventare quello che i giovani chiamano uno streamer, quindi vuoi stare online a fare delle dirette su Twitch o su YouTube, che sono piattaforme che richiedono un minimo di attrezzatura, i costi salgono. Devi avere tempo, quindi l'esperienza condivisa delle donne generalmente a un certo punto è non avere mai tempo, perché c'è sempre qualcosa da fare. Uno dei motivi per cui le donne accedono meno alla rete è spesso che non hanno tempo di farlo, perché hanno le mani occupate, quindi riducono il loro utilizzo dell'infrastruttura rete all'utilità, quindi la cura, quindi l'informazione, la ricerca anche di informazioni sanitarie, e riducono moltissimo la parte che può essere considerata associata in qualche modo o al divertimento, alla creazione o alla partecipazione. Quindi ci sono delle barriere all'accesso, ma ci sono anche delle barriere culturali che impediscono la partecipazione delle donne. Noi oggi abbiamo parlato moltissimo di numeri, abbiamo parlato moltissimo di dati, abbiamo parlato moltissimo di sentenze, di come le donne, la partecipazione femminile all'interno delle istituzioni sia spesso legata a norme che poi vengono sfidate. Ma chi deve decidere la validità di queste norme molto spesso sono appunto giudici e una magistratura che risponde a leggi scritte a prevalenza maschile e sono giudici in gran parte uomini, quindi stiamo parlando comunque di uno squilibrio. A questo si aggiunge anche il fatto che spesso le donne che riescono ad arrivare al vertice sono donne che viaggiano attraverso un meccanismo di cui parliamo poco volentieri, che è quello della cooptazione. Per cui se ai vertici ci sono molti uomini conservatori è più facile che le donne conservatrici arrivino ai vertici. Molti partiti, anche fra i partiti di sinistra o comunque partiti che dovrebbero essere più aperti alla parità di genere, hanno problemi enormi, strutturali, di misoginia l'altro grande segreto di Pulcinella, di cui si parla sempre ma sembra che non succeda o che solo la politica ne sia esente, il problema di molestie sessuali e di bullismo nei confronti delle donne.
Ovviamente sono problemi che vengono taciuti e mai rivelati, perché nel momento in cui se ne parla tu puoi dire addio alla tua candidatura, puoi dire addio alla tua promozione, puoi dire addio a tutto semplicemente perché parlandone scoperchi il vaso di Pandora e a quel punto vieni punita. C'è sempre un guardiano davanti alla porta. Quando noi andiamo in rete, oltre al problema degli algoritmi scritti con un'ottica non solo di genere, ma anche di inclusione delle persone con disabilità, di inclusione delle minoranze e di tutela anche delle donne, delle minoranze e delle persone con disabilità, eccetera, dobbiamo vedercela anche con la questione della legittimazione sociale della parola delle donne. Anche qua è un tema piuttosto difficile da provare, perché è esperienza vissuta praticamente di tutte le donne essersi sentite dire in vari gradi stai zitta cretina, a volte proprio con queste parole, a volte in maniera più soft, a volte ti viene detto ma forse volevi dire che, oppure beh questa è solo la tua opinione, oppure ma non è che forse è meglio. E soprattutto, questa è una cosa che poi è stata misurata più volte, le donne vengono interrotte spessissimo. In rete è più difficile essere interrotte ovviamente perché tu più o meno ti fai il tuo spazio e i tuoi commenti, allora ci sono altre tecniche per fare in modo che tu rinunci alla tua voce o decida di non parlare più, o ti moderi e trovi dei modi, dei linguaggi che non stimolino o nella tua testa, insomma nei tuoi piani non richiamino l'aggressività. Aggressività che in realtà arriva lo stesso perché spesso è legata a quello che dici e non a come lo dici. Sul come lo diciamo poi ci torno. Ci sono tantissimi modi per aggredire una donna online. C'è un fenomeno che viene detto, il cosiddetto sea lioning. Allora il sea lion è il tricheco. Quindi quando io vi ho tradotto già capite che cosa vuol dire questo sea lioning. Significa alzarsi sulle pinne ideali e barrire fortissimo, in modo che la persona che sta davanti a te abbia paura. Le persone che fanno sea lioning arrivano nei commenti o nelle risposte o comunque si palesano alle donne che manifestano un'opinione politica, un'opinione personale, oppure manifestano rabbia o stizza o hanno dei momenti in cui reagiscono in maniera violenta a quella che violenta nel senso del tono a quella che percepiscono essere un'ingiustizia, arrivano con muri infiniti di testo per provare che loro sono più intelligenti di te. È un fenomeno molto difficile da descrivere se non lo si è provato. E ovviamente il tentativo è quello di rubare spazio, di rubare attenzione e in qualche modo mettersi al centro della scena, portando via spazio alla donna che sta parlando. Chi parla molto in pubblico avrà notato che questa cosa spesso si verifica anche nella vita, cioè tu fai un incontro pubblico, a un certo punto arriva quello che fa un intervento di 10 minuti e fa deragliare interamente l'incontro, prendendosi tutta l'attenzione, spesso coadiuvato peraltro dalle persone dell'organizzazione che non capiscono che quello è una forma di aggressione. Quindi abbiamo tutti questi problemi, siamo secondo me in questo preciso momento in una situazione di progresso conflittuale, perché stiamo in un momento in cui la fotografia è fatta in questo momento. In questo momento la questione dell'inclusione, la questione della diversità, la questione dell'accesso al dibattito pubblico, alle cariche pubbliche, alla possibilità di vivere al di fuori dei propri ruoli di genere, per uomini e per donne, è una questione molto dibattuta, non trasversale, assolutamente non trasversale, per lo più tagliata fuori dai grandi media o trattata dai grandi media in una maniera non sempre orientata al progresso, orientata al dialogo, ma sempre comunque fortemente condizionata da una forma di teoria del mondo perfetto, cioè noi ci troviamo in questo preciso momento nel mondo migliore possibile. Non è possibile fare di meglio, non è possibile avere una società migliore, questo è il meglio che possiamo fare. Scusate, in un momento mi tolgo gli occhiali perché sennò non vedo assolutamente niente dei miei appunti. Il dialogo, oltretutto,
prevede che le parti si ascoltino a vicenda. Quindi noi nella teoria potremmo avere una società orientata al dialogo, nella pratica incontriamo costantemente problemi a far avanzare concetti, messaggi e ragionamenti che si discostino dall'idea del mondo perfetto, della società perfetta, perché le persone che lo fanno spesso vengono aggredite. Questo non vale solo per le donne, vale anche per le persone che si fanno portatrici di istanze minoritarie o considerate minoritarie. Hanno questo problema le persone afrodiscendenti, hanno questo problema le persone con un po' meno, devo dire la verità, perché nessuno vuole aggredire la persona con disabilità direttamente, perché nessuno vuole dire, nessuno si mette ha facilità a dire no, le persone disabili non devono avere gli stessi diritti degli altri. Lo si dice invece facilmente per le persone che hanno la cittadinanza straniera perché sono nate in Italia da genitori stranieri. Noi sappiamo benissimo che la nostra legge sulla cittadinanza, riformata nel 1993, tutti i firmatari sono morti, tutela i nati prima del 1920 sotto l'impero austro-ungarico, ma non gli italiani nati in Italia. Quindi noi non possiamo parlare di rete se non abbiamo presente quelli che sono tutti i limiti culturali della nostra società, e oltretutto dobbiamo tenere presente che la rete per sua natura ha dei problemi enormi di approfondimento, soprattutto quando parliamo di social network, perché un conto è parlare di sito, e vi assicuro che per la mia esperienza ormai i siti esistono soltanto se hanno una presenza in qualche modo sui social. Quindi se tu il link del tuo sito viene ripreso su Facebook, su Instagram, tramite i trucchi che conosce chi sta su Instagram, o comunque in qualche modo viene segnalato attraverso le piattaforme, allora hai qualche probabilità che il tuo contenuto circoli e venga visto, altrimenti i siti sono belli che morti, non li trova nessuno. Anche il mio, tra l'altro, non è che sia un sito particolarmente florido nonostante tutto, nel senso che la mia presenza online è un po' sparpagliata dappertutto con le varie collaborazioni che ho, però c'è stato un tempo in cui il mio sito era molto più vivo. Perché? Perché era il posto dove le persone venivano a cercarmi quando volevano sapere che cosa stavo pensando, prima di Facebook, prima di Twitter, prima delle piattaforme che hanno appunto sparpagliato i contenuti. Qual è la caratteristica della stragrande maggioranza di queste piattaforme? La brevità. Un tweet sono 280 caratteri, un post di Instagram è un testo abbastanza breve, mi pare siano 500 caratteri, una cosa del genere, è un po' più lungo di Twitter, ma comunque non è sicuramente lungo, e generalmente si sconsiglia alle persone di fare testi lunghi su queste piattaforme. Quindi chi può fare affidamento soltanto sulle piattaforme, quindi ha superato tutti gli ostacoli per arrivarci, ma può fare affidamento solo sulle piattaforme per portare avanti il suo pensiero, si trova davanti anche il limite della brevità, della necessità di ridurre la complessità a poche righe, a poche immagini, a poche card. Dici, ok, allora aggiriamo questo problema, facciamo dei libri, facciamo degli interventi ai convegni, facciamo cultura al di fuori di quella che è la piattaforma internet. A questo punto si pone un problema di accesso. A chi è attribuita la credibilità per fare un saggio, a chi viene attribuita la credibilità per arrivare a partecipare a un festival, a un convegno, a una riunione, in generale chi ha accesso ai luoghi dove si fa la cultura, dove si discute la politica e dove in generale è possibile veicolare concetti complessi. Anche qui l'accesso non è paritario, non ancora. Le cose ovviamente sono un po' migliorate, soprattutto in questi ultimi anni. L'esplosione dei femminismi nel discorso collettivo, non la parificazione, niente a che vedere, però c'è stata una piccola fioritura, ha portato alla pubblicazione di molti testi intorno a questo tema. Ma siamo molto lontani dal pensare che questo comunque risolva il problema della rappresentazione. Abbiamo ancora un problema di sottorappresentazione appunto delle minoranze di identità di genere, abbiamo un problema di sottorappresentazione delle persone che fanno dei figli degli stranieri,
abbiamo un problema di sottorappresentazione delle persone con disabilità anche per problemi di accesso. A questo dobbiamo aggiungere il problema dell'odio online. Non ne abbiamo parlato proprio in profondità, però l'odio online è una cosa di cui più o meno abbiamo fatto esperienza tutte e tutti, perché non ci sarà stato nella vostra vita un momento in cui avete litigato con un parente su Facebook. No? Sì o no? Sì, potete fare di sì. Ecco, quella cosa lì ovviamente è un'esperienza di micro conflitto sul web. Le persone che usano le piattaforme, che usano i social, che usano la rete per fare politica o fare discorso politico o fare discorso culturale o attivismo, generalmente devono affrontare valanghe variabili di odio online. Alcune di queste persone, soprattutto fra le attiviste femministe, però è una cosa abbastanza diffusa, hanno il problema di dover reggere l'impatto di aggressioni coordinate. Un'altra cosa di cui si parla pochissimo è il fatto che esistono dei gruppi organizzati e coordinati di uomini fortemente radicalizzati e fortemente ideologizzati, spesso peraltro molto giovani, che si coordinano letteralmente per andare all'attacco e all'assalto delle persone che ritengono essere il nemico del giorno. Questi assalti si traducono in aggressioni verbali, minacce, anche molto gravi, e possono mettere a serio rischio la salute mentale delle persone e spesso portano all'uscita delle persone dalla vita in rete oppure alla privatizzazione dei loro account, quindi i loro account vengono invisibilizzati in modo da non essere raggiungibili da questi attacchi coordinati. Io a questo proposito vi segnalo un libro di cui ho scritto la prefazione qualche anno fa, intitolato Il web che odia le donne, ed è uno studio sui maschilismi radicalizzati in rete. Io ovviamente l'ho letto per fare la prefazione e sono stata malissimo, perché pur avendone contezza mi sono resa conto di quanto siano pericolosi. Queste persone tra l'altro in Italia non hanno facile accesso alle armi, per cui è rarissimo che poi compiano atti violenti. Fuori dall'Italia è molto facile che compiano vere e proprie stragi, perché oltre all'odio che hanno in corpo hanno anche accesso ad armi d'assalto. E qui il professor Girotto me lo potrà confermare, la legislazione italiana è molto carente in materia di discorsi d'odio, non solo per quanto riguarda, noi abbiamo la legge Mancino, che anche quella risalente al 1993, un anno molto florido per le leggi, che però colpisce in prevalenza il razzismo e comunque la propaganda di stampo nazifascista. Una legge ampiamente inapplicata, peraltro. L'ultima volta che si è provato a fare una legge contro i discorsi d'odio era il famoso DDL Zan, che è stato abbattuto letteralmente, peraltro non solo dal fuoco nemico. Quindi manca completamente la copertura nella nostra legislazione, non solo per i crimini d'odio, ma anche più specificamente per quello che succede in rete. Le persone non sono tutelate. Le piattaforme non tutelano le persone contro i discorsi d'odio, soprattutto perché la stragrande maggioranza delle piattaforme ha sede fuori dall'Italia, dove la legislazione sui discorsi d'odio e sulla libertà d'opinione è diversa dalla nostra, e dove è tendenzialmente più difficile essere espulsi da una piattaforma per discorsi d'odio. Chi ha mai provato a fare una segnalazione su Twitter per discorsi d'odio vede che al massimo le persone vengono bloccate per qualche ora, difficilmente il profilo viene bloccato. Se poi quella persona fa un grande volume di traffico, può fare discorsi d'odio per anni e fare danni per anni prima di essere defenestrato. Vedi la voce Donald Trump, ma non solo. Questo ovviamente è rilevante per noi nel nostro discorso sull'accesso delle donne allo spazio in rete, perché se non c'è una tutela
dal punto di vista legale, dal punto di vista degli strumenti e delle politiche delle piattaforme, è molto difficile riuscire a usare la rete in modo paritario. Di fatto una segnalazione di massa può far chiudere sia il profilo di una persona che disturba, aggredisce o insulta gli altri, sia quello di una persona che non ha fatto niente, perché basta avere una serie di segnalazioni di massa. Purtroppo non ho tempo oggi per raccontarvi tutta la storia di Kefos, Clara Sorrenti, che è una streamer canadese, è attivista per i diritti delle persone trans, essendo lei stessa trans, che è stata oggetto di una persecuzione attraverso la rete talmente grave da aver dovuto abbandonare il Canada. In questo momento credo si trovi in Irlanda o forse già in Italia. Comunque sta cambiando paese continuamente perché è a rischio la sua sicurezza. E tutto questo si è formato attraverso una serie di siti e forum. Quindi le due cose non sono assolutamente scollegate. Le donne che hanno paura hanno ragione di avercela, perché in qualunque momento chi viene minacciata in rete può essere aggredita nella vita di tutti i giorni, nella vita fisica. Quindi c'è un problema di incolumità. Io vorrei concludere con il fatto che non ho delle soluzioni semplici a questi problemi. Io credo che moltissimo debba essere fatto fuori dalla rete, portando l'educazione relazionale ed emotiva nelle scuole. Non è tutta la soluzione, ma è un passo che andrebbe compiuto immediatamente, perché non risolve soltanto il problema dell'aggressività in rete, va verso anche una risoluzione di altri problemi, i femminicidi, la violenza domestica, la violenza sessuale, educare ragazzi e ragazze al rispetto reciproco, alla convivenza, al rispetto delle opinioni reciproche e soprattutto rivalutare i generi nell'ottica di una sostanziale parzialità di qualunque genere, quello femminile, quello maschile e tutti gli altri, tutte le varianti che ci possono venire in mente, ci aiuta a convivere di più. È impossibile pensare alla parità, pensare all'uguaglianza, pensare alla giustizia in una società che è così fortemente squilibrata sulla cultura maschile e che risponde ancora a leggi e norme che sono state stabilite millenni fa in un momento in cui le donne non esistevano. Grazie. Non avevo fatto le slide. Andata perfetta, direi. Ti ringraziamo Giulia per questa ottima conclusione, che poi si ricollega anche alle altre relazioni, perché si vede l'importanza dell'educazione e dell'educazione rivolta soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, che dovrebbero crescere con dei principi che vengono trasmessi dai più adulti. Speriamo di esserne capaci, perché se già c'è questo problema tra noi, forse per qualcuno diventa anche difficile comunicare.